Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Sono Dino Cavinato della Fondazione Ghilardi e vi do il benvenuto idealmente da Villa Contarini, Fondazione Ghilardi di Piazza La Soubretta. Idealmente perché, come ben sappiamo e ben ci siamo oramai organizzati, dobbiamo, come dire, incontrarci a distanza, ma diciamo che il calore della relazione è talmente profondo e intenso che idealmente ci sentiamo tutti dentro la Galleria delle Conchiglie presso Villa Contarini, Fondazione Ghilardi di Piazza La Soubretta. Devo sempre ricordare che questa nostra location, chiamiamola così, noi la possiamo utilizzare grazie alla disponibilità della Regione del Veneto, che è la proprietaria della villa, e dentro la quale noi riusciamo così a mettere come dire, a regime molti eventi che ci incontrano e ci fanno incontrare, ecco, varie realtà scientifiche e culturali di vario tipo. Tutto ciò per dire che è tutto ideale. In realtà, infatti, noi è da circa un anno, come tutti, che non riusciamo a incontrare, ripeto, quasi nessuno. Cioè, veniamo da questo benedetto o maledetto anno pandemico, dopo 14-15 mesi. Questo è il secondo, diciamo, incontro che noi riusciamo a fare. Uno siamo riusciti a realizzarlo l'anno scorso, e questo è il successivo, il secondo, e spero che sia solo l'inizio per quest'anno e spero che si possa passare dalla, diciamo, dalla distanza anche alla vicinanza e quindi goderci ancora il prestigioso ambito che è la Villa Contarini, Fondazione Ghilardi. E porto quindi i saluti del presidente della Fondazione Ghilardi, professor Rossoni, che voleva essere presente in questa prima, diciamo, questo primo ritorno, ecco, a incontrare diciamo, i nostri amici che ci seguono nei vari ambiti culturali, ma impegni diversi l'hanno trattenuto lontano e non può essere presente appunto neanche a distanza con gli strumenti informatici che ci siamo dati. Questo è un incontro, quello di stamane, penso proprio ad hoc. Il tema che noi stamattina andremo a considerare, e ringrazio da subito la professoressa Chiara Levorato, che da anni ci segue, anzi ci invita, ecco, a essere presenti in questo contesto culturale. La ringrazio da subito perché poi prenderà anche le redini dell'incontro, sarà la moderatrice di tutto quello che ci diremo stamattina. È un incontro che, un tema insomma, che trova veramente riscontro. Lo trova da anni, perché da anni ci incontriamo su queste problematiche, però dobbiamo essere molto sinceri, dopo questa fase pandemica diciamo che alcune situazioni o molte situazioni sono esplose, sono divaricate, cioè le problematiche si sono ampliate e credo che il lavoro del psicologo nei vari ambiti, ecco, sta trovando e troverà purtroppo, a mio modo di vedere, da un semplice cittadino, da un osservatore sicuramente esterno, non tecnico come ovviamente siete tutte voi professoresse, troverà purtroppo ambito di lavoro e di approfondimento notevoli. Noi dobbiamo essere al fianco di questi purtroppo problemi, ma dobbiamo essere al fianco delle famiglie, dobbiamo essere al fianco dei bambini, di tutte le persone che in questo momento vivono anche situazioni, ecco, difficili. E sono situazioni difficili che già si intravedono, ma che possono essere misurate nel tempo purtroppo, quindi saranno forse anche irreversibili, indelebili, non lo so. Ecco, io credo che anche l'incontro di stamane ci potrà dare qualche chiarezza, ci potrà illuminare, ecco, su questo percorso. Certo è che si riscontrano anche non solo nelle città maggiori, ma anche nei paesi di campagna, nelle nostre realtà, diciamo, periferiche, si riscontrano già segni, ecco di un po' preoccupanti, ecco, in questo disagio, diciamo così. Quindi ben venga questo nostro incontro. Un incontro che ha visto un notevole numero di partecipanti, quindi vuol dire che il tema è sentito, è visto come problema, purtroppo, però sta a tutti noi essere positivi e portare un contributo perché si trovino, si ricerchino anche soluzioni, insomma, che noi possiamo essere, ecco, di accompagnamento a tutti gli operatori, perché ci sono molti operatori impegnati, operatori e famiglie soprattutto,
ma anche istituzioni che sono ovviamente attorno a queste problematiche impegnate. Ecco, io non ho molto altro da dire perché il nostro è solo, diciamo così, noi come fondazione diamo questa possibilità di incontro, quindi siamo solo degli come facilitatori, ecco, di incontro e di evento. Molti altri sono gli esperti, sono le persone che devono così aiutarci. Devo solo fare un po' l'interesse di bottega, mi permetto di dire. Questo è il primo incontro di quest'anno, di questo genere, però a dire la verità, il 25 di marzo scorso, ultimo scorso, noi abbiamo inaugurato come Fondazione Ghirardi e Società Dante di Padova, qui in Villa Contarini, una bellissima, tra virgolette, sottolineata 3 volte, mostra, ecco, sui 700 anni di Dante, della morte di Dante. Questa è una mostra che io vi invito proprio a venirla a vedere appena entreremo in zona gialla, perché purtroppo siamo ancora in zona arancione, quindi è una mostra però in 2 sedi. È una mostra che porta, diciamo, esibisce 140 opere, 70 in Villa Contarini e 70 in Oratorio San Benigno, che è un tempio, il tempio del cosiddetto Tempio del Tamanza, che è in piazza Paolo Camerini, sempre qui a Piazzola. Quindi se il visitatore potrà venire a vedere questa mostra in 2 sedi, avrà la possibilità, con l'aiuto di un meraviglioso catalogo che abbiamo anche redatto, potrà essere accompagnato in un viaggio che è lo stesso viaggio che ha fatto Dante. Abbiamo 70 statue che sono collocate in Villa Contarini, nella sala della Pinacoteca, la grande sala di mostra d'arte che c'è qui in Villa Contarini, 70 statue relative all'inferno dell'autore Romeo Sandrin e altri 70 dipinti che sono collocati invece nella chiesa San Benigno sotto i portici, e là invece abbiamo delle pitture e sono di Alberto Bosonella, che credo che a Padova e città sia anche persona nota. Quindi abbiamo messo insieme queste 2 diciamo, espressioni artistiche e abbiamo realizzato questa mostra. È una mostra che abbiamo inaugurato, come tutta Italia ha inaugurato il 25 di marzo, e che chiuderemo il 3 di ottobre. Quindi avrà tutto un percorso annuale, anche con degli eventi di approfondimento, ecco, durante l'anno. La seconda cosa che volevo dire, dopo taglio e lascio la parola alla professoressa Devorato, è quella che il prossimo sabato avremo un'altra occasione del genere come quella di stamattina, però avremo come ospite, ma anche conduttore, Luca Mercalli, che è il noto giornalista e meteorologo, presidente della Società Meteorologica Italiana, che anche questo professore è un nostro amico, è già la 3ª volta che viene qui. Lo invitiamo ogni 2 anni, perché così vogliamo fare il punto sulla situazione diciamo della crisi climatica ed ambientale. Quindi conoscerla, ecco, per capirla è il titolo di quest'anno, e anche per contenerla. E facciamo ogni 2 anni, perché ogni 2 anni ci facciamo una specie di tagliando, vediamo cioè a che punto siamo con le politiche, con la degenerazione, con il recupero, con il miglioramento. Ecco, allora il prossimo sabato a questa stessa ora noi avremo sempre, come posso dire, in linea, in connessione, lui da Torino e noi da Piazzola, sempre da Villa Contarini, sempre idealmente però in Villa Contarini. Ecco, avremo Luca Mercalli che ci parlerà per un paio d'ore. Ecco, qua abbiamo un pubblico molto particolare, il nostro target di riferimento sono le scuole superiori, in particolare il Rolando di Piazzola, ma ovviamente noi abbiamo esteso l'invito a tutte le scuole superiori, Duca d'Abruzzi, di Padova, il Caro di Cittadella, il Pertini di Camposapiero, cioè tutte le scuole superiori dell'Alta Padovana. Questo è anche questo un evento che, diciamo, è ritmato nel tempo e anche un po' un'abitudine, sta diventando una tradizione per noi. Ecco. Detto questo, io ringrazio tutti i relatori, tutti, nessuna esclusa, anzi devo dire le relatrici, perché non c'è un uomo, ci sono tutte donne, le relatrici. Le ringrazio veramente senza citarle per nome, però dopo via via la professora Devorato lo farà con dovizia di particolari. Ringrazio tutte le persone che si sono iscritte, che si interessano di questi problemi. Sicuramente saranno famiglie, sicuramente saranno operatori, operatrici, al quale auguro un buon lavoro e anche una buona mattinata, spero anche utile. Grazie, e a lei, professoressa Devorato.
Buongiorno a tutte e a tutti e grazie ai presenti e alle presenti per essere convenuti. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Ghirardi e al dottor Cavinato che hanno consentito questo convegno. Ovviamente ringrazio anche gli enti e istituzioni che hanno dato il loro patrocinio e ringrazio le relatrici di aver accettato di dedicare del loro tempo per questo convegno, in cui vedremo i risultati di un filone di ricerca in ambito psicologico che non si limita a descrivere la realtà, ma potrebbe contribuire a migliorarla. La politica e le politiche educative svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto alla povertà educativa ed è per questo che l'assessora Piva, Cristina Piva, ha accettato di intervenire e la ringrazio molto per questo. Non solo le politiche educative, ma tutta la società può e deve avere un ruolo nel costruire una comunità che si prende a cuore i problemi dei più fragili, di chi ha meno voce per esprimere i propri bisogni e per rivendicare i propri diritti. E i più fragili fra i fragili sono i bambini con povertà educativa, che è la condizione in cui un bambino o una bambina sono privati di una serie di diritti, all'apprendimento in senso lato, alle opportunità culturali ed educative, in cui sono privati addirittura del diritto al gioco. Quindi non parliamo solo di scarse opportunità di usufruire dell'istruzione formale che in teoria è fornita a tutti, ma di diritti in senso più ampio, perché la povertà educativa non comincia a scuola, comincia nei primi mesi di vita. Gli effetti negativi sono evidenti già dall'ingresso nella scuola elementare, come sanno bene le insegnanti, e come ci diranno appunto le relatrici di oggi. Dunque, stiamo parlando di diritti. La Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'ONU prevede all'articolo 2, quindi molto fondamentale, il diritto alla non discriminazione. Ora, quando parliamo di discriminazione ci viene in mente quella dovuta al colore della pelle, al sesso, alla lingua, alla religione, ma c'è anche una discriminazione dovuta alla situazione finanziaria e la Convenzione dei diritti dell'uomo la prevede tra le fonti di discriminazione. Quindi povertà economica e povertà educativa si alimentano a vicenda. I minori con povertà educativa saranno degli adulti con più scarse opportunità di lavoro buono e di una vita buona. Quindi la povertà educativa riguarda i minori che vivono in contesti sociali svantaggiati, caratterizzati da precarietà occupazionale dei genitori e da deprivazione materiale. Allora, un dato ho scelto fra tutti quelli disponibili. Il 12,5% dei minori in Italia si trova in condizione di povertà assoluta. Sono più di 1 milione coloro che vivono in una famiglia che non può permettersi le spese minime per condurre uno stile di vita accettabile. Abbiamo detto che il disagio economico spesso si traduce in divario educativo e quindi una buona percentuale di questi, anzi più di questo 12%, è la proporzione di bambini e bambine che al 4º anno della scuola elementare non legge al livello previsto dalla loro età. Ora, le ricerche hanno dimostrato che l'incapacità a leggere ad un livello appropriato alla classe frequentata è il più forte predittore
di fenomeni che avvengono molti anni dopo, come l'abbandono scolastico, il rischio di disoccupazione, gravidanze indesiderate in età adolescenziale e comportamenti delinquenziali. Allora, non mi addentro nella relazione causale che c'è tra questi fenomeni. Predittore vuol dire non semplicemente una correlazione, vuol dire qualcosa di più, vuol dire che quel fattore ha proprio una relazione causale sui fenomeni che predice. E quindi lascio a voi immaginare le ragioni di una tale relazione causale. Teniamo presente poi che l'Italia soffre di un analfabetismo funzionale molto pesante. 2,5 milioni di persone sono incapaci di usare le informazioni disponibili, quindi di leggere e comprendere un testo, che sia una ricetta, che sia un'istruzione, che sia anche comprendere quello che viene detto al telefono in questi giorni quando telefonano al servizio di prenotazione Covid, in cui parte un discorso che non so quante appunto queste persone caratterizzate da analfabetismo funzionale forse non sono in grado di comprendere. E quindi come si arriva a questi dati disastrosi, cioè 2,5 milioni di illetterati funzionali? Allora, il divario tra bambini poveri e bambini benestanti cresce in modo esponenziale. Quando entrano a scuola sono già discriminati dalla vita. Quindi, come abbiamo detto, il divario non si crea a scuola. I bambini poveri e i minori poveri, col passare del tempo, vedono aumentare il proprio ritardo. Dico vedono perché letteralmente lo vedono, ne sono consapevoli e questo ingenera in loro una perdita di fiducia in se stessi, ma anche nella società intera. Per questa ragione i nostri governanti dovrebbero rendersi conto che investire su politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sulla lotta alla povertà educativa è un investimento di lungo periodo. Pochi giorni fa è stata celebrata la giornata della consapevolezza sull'autismo. Io auspico che si istituisca anche una giornata sulla consapevolezza della povertà educativa. Cominciamo a parlarne, al di fuori dei circoli ristretti della ricerca scientifica, degli educatori e educatrici e di pochi politici illuminati. Cosa dice, Assessora? Lanciamo l'idea? Sarebbe veramente una cosa molto interessante. La faremo. Don Milani, negli anni 60, parlava dello scandalo che ci fossero all'epoca famiglie che non avevano un libro in casa. Abbiamo conosciuto un notevole progresso economico a livello globale, mondiale e un grande progresso tecnologico, ma purtroppo le disuguaglianze non sono diminuite, anzi sono aumentate. Perché? Perché le famiglie che non avevano un libro in casa non lo hanno nemmeno oggi. E a questa privazione si è aggiunto il divario digitale. Non mi dilungo sul fatto che il Covid ha reso evidente che a pagare il prezzo degli effetti a lungo termine dell'emergenza pandemica saranno i più piccoli. Le risorse materiali e immateriali intorno ai minori si sono drasticamente ridotte. Si profila un elevato costo sociale ed evolutivo imposto ai minori dal Covid. E quindi è proprio in questo momento che bisogna restituire rilevanza sociale e centralità ai più piccoli come risorsa della comunità intera. Grazie per l'attenzione. Adesso il convegno procede per mezzo delle relazioni delle relatrici. Mi rivolgo al pubblico. Se avete domande, se ci sono domande di chiarimento, osservazioni o anche chiedo scusa,
richieste di intervento, potete scriverle in DER, che è l'icona che vedete sulla destra. Ecco, lì potete scrivere le vostre domande, verranno raccolte dalla dottoressa Meneguzzo della Fondazione Ghirardi e poi girate a me e alle relatrici. Dico un'ultima cosa, abbiamo circa 150 persone iscritte a questo convegno, evidentemente questo tema è molto sentito, appunto, non solo in ambiente specialistico. E niente, cedo la parola alla professoressa Alessandra Simonelli, che è la direttrice del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova e che ci parlerà degli aspetti relazionali e di contesto dei bambini che crescono in condizioni di povertà educativa. Grazie Alessandra, a te la parola. Grazie, beh insomma grazie intanto di questa giornata, di questa mattinata che è molto importante per tutti i temi insomma che verranno affrontati e insomma grazie alla professoressa Levorato che nonostante come dire il periodo ha come dire deciso comunque di portare avanti sotto forma di webinar che tutto sommato si sta rivelando anche uno strumento molto utile per esserci anche se non in presenza fisica, ma sicuramente per riflettere insieme su dei temi che sono così centrali, in particolare in questo momento. Io adesso vi condivido lo schermo perché ho creato qualche piccola slide e se esagero con i tempi mi fate dei segnali, ma di solito mi stanco da sola della mia voce e quindi a un certo punto mi taccio e volevo capire come mettere la presentazione in modalità presentazione. No. Beh, così vedete le mie slide, immagino, no? Si vedono? Ok. Ok. Vedete tutti, immagino. D'accordo, allora il mio intervento di oggi è focalizzato su quello che conosco di più. Io non mi occupo di apprendimento, non mi occupo di tematiche scolastiche, ma mi occupo da tanti anni della qualità delle relazioni primarie e della qualità del parenting e, come dire, dell'influenza che queste due condizioni hanno nello sviluppo e in particolare oggi affronterò rispetto a questi temi, rispetto allo sviluppo complessivo del bambino e anche al tema della povertà educativa, che è un tema centrale della nostra giornata. E in particolare vedete che quando nasce un bambino, quindi andiamo proprio alla fonte, come diceva la professoressa Levorato, quando i bambini arrivano alla scuola elementare in realtà hanno già una lunga strada fatta, in alcuni casi purtroppo una lunga strada che sembra già segnata e una cosa che sottolineerò più volte nel mio intervento riguarda il fatto che arrivare presto, arrivare prima possibile è una delle condizioni che oggi come oggi consideriamo preferenziale rispetto alle possibilità di modificare certe traiettorie. Vedete che alla nascita di un bambino noi abbiamo diversi livelli, ormai la letteratura è concorde sul fatto che la base genetica e adesso gli studi di epigenetica, cioè della manifestazione della componente genetica in confronto con il contesto ambientale, sono il primo livello, ma poi un secondo livello riguarda proprio la qualità delle interazioni e delle relazioni precoci, che adesso vedremo in maniera più approfondita, e un terzo livello, le esperienze che un bambino può fare grazie alla qualità dell'ambiente familiare e sociale esteso. Questo lo sottolineo sempre molto perché
talvolta in ambito psicologico e soprattutto all'interno di alcune come dire, approcci di ricerca, l'ambiente allargato non sempre è stato considerato come un fattore influente e importante nel corso dello sviluppo. Tuttavia noi oggi sappiamo che anche la rete familiare e sociale all'interno della quale si trova la famiglia può favorire o limitare le capacità degli adulti di prendersi cura dei bambini e in questo favorire o limitare anche la possibilità che il bambino cresca in una condizione favorente rispetto allo sviluppo e rispetto alle stimolazioni ricevute. E questo è un aspetto molto importante. Noi sappiamo che infatti la transizione al diventare genitori è un elemento centrale in questo, cioè ogni volta che c'è una mamma in attesa di un bambino o una coppia genitoriale in attesa di un bambino, siamo già all'interno di un importante percorso che noi chiamiamo, se volete in gergo, una traiettoria evolutiva. E vedete, ve le ho cercate di rappresentare in maniera parallela, nel senso che quanto più la traiettoria degli adulti è una traiettoria che va verso lo sviluppo e che favorisce lo sviluppo, tanto più la traiettoria del bambino va verso lo sviluppo e favorisce il proprio sviluppo individuale. Questo cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che, come primo aspetto, se vogliamo intervenire e prevenire alcuni aspetti di povertà e di povertà educativa, prima ancora di lavorare con i bambini, dobbiamo iniziare a pensare di lavorare con i loro genitori, anche in una fase della vita molto precoce, cioè anche in una fase della vita in cui l'adulto non è ancora genitore, ma si sta preparando a diventarlo. Questo è un aspetto importante, se volete poco percorso in alcune condizioni, perché abbiamo un po' l'idea che, insomma, quando è nato un bambino poi si lavora con il bambino. Noi oggi sappiamo delle cose abbastanza importanti. Per esempio che nell'ultimo trimestre di gravidanza il feto è molto sensibile agli stimoli ambientali, risponde alla qualità e alla quantità della stimolazione che avviene in utero e che avviene all'esterno dell'utero. Per esempio risponde alle alterazioni del battito cardiaco della madre, ai cambiamenti di rumore nell'ambiente materno in cui è inserito e risponde però anche a condizioni critiche di rischio, per esempio se la mamma è in una condizione di elevato stress o per esempio in una condizione di maltrattamento o di trascuratezza. Tanto è vero che alcuni autori cominciano a parlare di povertà delle cure e poi successivamente di povertà educativa prenatali. No? A considerare il fatto che la nascita non è più soltanto quella sancita dal parto, quella che noi andiamo a registrare poi anche da un punto di vista legale, ma che la nascita psicologica e quindi che la qualità delle stimolazioni che fanno sì che un bambino possa accedere a determinati livelli di sviluppo cognitivo, comportamentale, relazionale avviene molto prima del parto, perlomeno nell'ultimo trimestre di gravidanza. Quindi questo ci dice che dobbiamo iniziare a ragionare su interventi sui genitori che poi hanno ricadute importanti e precoci sulla qualità di vita dei bambini e sulla qualità dello sviluppo dei bambini. Perché questo? Perché come vedete la transizione, cioè il passaggio alla funzione genitoriale, è un passaggio complesso che crea negli adulti dei cambiamenti importanti e che in alcuni casi invece non è considerato una transizione adeguata all'accoglienza di un bambino se già gli adulti di riferimento si trovano loro stessi in una condizione di povertà relazionale, di povertà sociale, economica e educativa a loro volta. Quindi per certi aspetti questo, senza deprimerci eccessivamente, ci dovrebbe far riflettere anche sul fatto che nella maggior parte dei casi la povertà educativa che osserviamo sui bambini è una componente intergenerazionale, cioè che deriva da condizioni pregresse degli adulti di riferimento che nella transizione alla funzione genitoriale si trovano in difficoltà
nell'accoglienza di un bambino e quindi nella loro capacità di fornire cure e relazioni adeguate e adeguatamente stimolanti, proprio perché a loro volta sono stati bambini che non hanno ricevuto le cure necessarie e quindi che non hanno accumulato quel bagaglio di esperienze affettivo-relazionali, ma anche cognitivo e comportamentali che consente loro di andare incontro ai bisogni del loro bambino. Questo è un aspetto centrale che, come dire, taglia il tema degli apprendimenti, ma va sul tema della relazione, nel senso che è attraverso la relazione che gli apprendimenti e che gli sviluppi avvengono, soprattutto nelle primissime fasi della vita, soprattutto all'interno del contesto familiare. Quindi un tema centrale è quello di intervenire e intercettare quegli adulti che sono stati bambini poveri, da un punto di vista relazionale, educativo, da un punto di vista delle risorse e che quindi una volta divenuti genitori potranno avere più difficoltà rispetto ad altri adulti nel fornire cure e nel fornire gli giusti stimoli per lo sviluppo e per la crescita dei loro bambini. Vi ho messo solo un elenco di quante funzioni ha la funzione genitoriale, quindi capite che un adulto che si appresta a diventare genitore e quindi a incontrare un bambino dovrebbe avere un supporto o avere sperimentato nella propria vita tutti questi aspetti in maniera adeguata. L'aspetto della protezione, l'aspetto degli affetti, della regolazione, della rappresentazione, cioè dei pensieri pensati da qualcuno su di lui o su di lei, e l'aspetto della mentalizzazione, cioè qualcuno che abbia immaginato, che abbia organizzato dei pensieri sullo sviluppo. E allora, se questo è il tema, o almeno la prospettiva con cui io vi presento una parte di questo tema, voi vedete che noi abbiamo due tipologie di traiettorie evolutive. Cioè uno sviluppo tipico, scusate, ho messo normale e non riuscivo più a togliere la parola normale, ma non mi piace. Direi sviluppo tipico, che va verso l'evoluzione, o anche uno sviluppo patologico o atipico, no? Non sempre lo sviluppo è prettamente patologico, quindi attraverso il quale la carenza o l'inadeguatezza di stimolazioni ricevute, di input ricevute, ma anche di un contesto di riferimento favorente allo sviluppo, può portare all'emergere di quindi in questo senso vedete che sono molto d'accordo con quello che diceva la professoressa Levorato, cioè il fatto che, ecco, quando si parla di interazione, di relazione, non parliamo di bambini alla scuola elementare, stiamo parlando di bambini molto piccoli e noi sappiamo, chi studia la qualità dell'interazione e della relazione come fattore di supporto, come fattore critico rispetto alla qualità dello sviluppo, noi abbiamo delle finestre molto precoci all'interno delle quali il ruolo dell'adulto è fondamentale e eventualmente è fondamentale il ruolo di interventi possibili. Vedete che la prima finestra sono 0-2 mesi e poi fino ai 24 mesi. Vi ho segnato proprio questa prima fascia perché rientra in tutto quel tema molto attenzionato. Alessandra, puoi ricondividere lo schermo perché era caduta la linea un attimo. Ah, ok, scusate. Scusatemi, non mi sono resa conto. Aspettate un attimo. Ah, era caduta la linea. Eccolo qua, vi ricondivido. Ci siamo? Ora mi rivedete? Sì, sì. Ok, scusatemi.
Allora vedete che le finestre sull'interazione vanno da una finestra molto precoce e vi ho segnalato fino ai 24 mesi perché un tema forte degli ultimi anni, un tema molto attenzionato è la sensibilità e lo studio dei primi 1000 giorni. I primi 1000 giorni sono conteggiati dal momento in cui una donna si accorge di aspettare un bambino e quindi comprendono i primissimi anni della vita e appunto in accordo con quanto diceva la professoressa Levorato, il tema della povertà educativa, il tema della stimolazione inadeguata è un tema molto precoce. Dopodiché noi vediamo gli esiti anche a lungo termine, soprattutto quando con la richiesta degli apprendimenti e le stimolazioni scolastiche ci accorgiamo che questi bambini non hanno le capacità di arrivare ai livelli attesi per l'età o attesi per lo sviluppo. Però dobbiamo essere consapevoli del fatto che questi aspetti nascono molto prima e che abbiamo delle possibilità molto precoci all'interno delle quali intervenire. Come intervenire? Considerando una nuova entità da sostenere, non soltanto il bambino, ma un sistema fatto da bambino e adulti di riferimento. Questo sta diventando un approccio importante, nel senso che sempre di più lo sviluppo è visto come un aspetto sistemico, cioè come un aspetto che non prescinde dal contesto di riferimento e dalla qualità del contesto di riferimento, per cui ben venga l'osservazione del bambino, dei suoi parametri evolutivi, ma sempre in considerazione di un contesto relazionale che fa da sfondo e fa da riferimento ai raggiungimenti evolutivi in tutti gli ambiti e in tutti i settori nel quale il bambino si trova inserito. Questo credo che sia un tema centrale, un tema sul quale per esempio psicologi clinici e psicologi dello sviluppo sempre di più stanno convergendo, proprio perché ci si sta rendendo conto che l'individuo e le prestazioni e le traiettorie evolutive dell'individuo non sono avulse dal contesto e dall'altra parte un contesto povero, non stimolante, un contesto in difficoltà può incidere enormemente sull'espressione, sulla manifestazione piena delle caratteristiche relazionali, cognitive, comportamentali che l'individuo può esprimere nel corso della vita. Quindi cosa possiamo fare? No? Come possiamo pensare a programmi, progetti, a pensieri di sostegno contro il rischio della povertà educativa? Intanto un tema che mi è molto caro e come dire, che è centrale, secondo me, nelle nostre riflessioni e soprattutto nel lavoro che dovremo iniziare a fare, arrivare presto, arrivare prima ancora che i sintomi siano espliciti, siano manifesti e si siano strutturati nell'organizzazione dello sviluppo del bambino. Questo è un tema critico, è un tema difficile, ma ha a che vedere con il fatto di tenere in considerazione gli indicatori, prima ancora degli aspetti sintomatologici. Quindi la possibilità di lavorare con bambini e famiglie in difficoltà, prima che la difficoltà sia una difficoltà clinica, ma quando la difficoltà è una difficoltà evolutiva che può ancora essere sostenuta e attraverso la quale noi possiamo dare nuovo slancio ai processi di sviluppo, quindi in cui il nostro intervento può non essere un intervento di terapia, terapeutico o un intervento, come possiamo dire, riparativo, ma può essere un intervento a sostegno di linee evolutive che hanno avuto qualche criticità o che stanno avendo qualche criticità e che possono riprendere e ripartire, io ho scritto rimettersi in marcia, come sistema bambino, ma anche come sistema interattivo famiglia-bambino, adulti-bambino. E dall'altra parte, come dire, l'idea di un intervento globale, cioè di un intervento che tenga in considerazione le caratteristiche degli adulti di riferimento, le caratteristiche anche della storia di questi adulti di riferimento. La professoressa Levorato faceva l'esempio che i bambini sottoposti a povertà educativa hanno maggiori probabilità, per esempio, di avere gravidanze, le bambine, ma anche i bambini di riferimento, gravidanze indesiderate in adolescenza, esperienze lavorative e scolastiche interrotte, non soddisfacenti.
Quindi noi dobbiamo attenzionare una popolazione di adulti o adolescenti che non sono più bambini ma che possono avere bambini e quindi attraverso i quali noi possiamo iniziare a lavorare sulla possibilità che la povertà educativa non si trasmetta tra le generazioni, cioè non diventi una linea di continuità tra generazioni familiari, perché questo è uno dei temi centrali. Molto spesso chi di noi lavora in tutela minori, in contatto con le scuole, con i servizi sociali, sa che ci troviamo a lavorare all'interno di famiglie che purtroppo, e lo dico non essendo una darwiniana, purtroppo sembrano presentare una continuità intergenerazionale legata alla povertà educativa, legata alla difficoltà di fornire cura, di fornire protezione e quindi stimoli adeguati alle nuove generazioni. Ecco, questo è un aspetto sicuramente sul quale riflettere e laddove possibile da interrompere, perché questo può creare nuove generazioni di bambini che in qualche misura hanno delle potenzialità migliori, superiori alle generazioni precedenti, ma anche possono interrompere quella filiera di continuità che troppo spesso noi osserviamo in ambito di tutela, in ambito sociale e anche in ambito clinico. Infine ho voluto fare un piccolo approfondimento su questo momento che stiamo vivendo, perché tutto quello che ci siamo detti fino ad ora è vero trasversalmente, molti studi ce lo dicono, però noi stiamo anche attraversando un anno particolare, un anno in cui appunto il tema della povertà e della povertà educativa è un tema particolarmente saliente e si sono attivate molte ricerche, molti gruppi di ricerca in questo periodo e vi ho riassunto molto quello che stiamo osservando in questi mesi. I primi dati cominciano ad essere pubblicati e pubblicabili anche da riviste autorevoli e, se devo dire, anche l'Istituto Superiore di Sanità e l'Organizzazione Mondiale della Sanità stanno lanciando alcuni allarmi proprio su questi temi. E gli allarmi cosa riguardano e da cosa derivano? Dal fatto, per esempio, che si è osservato un incremento nelle donne, ma anche nei loro partner, degli aspetti ansioso-depressivi in gravidanza e nel postpartum. E noi sappiamo che una mamma che abbia delle tematiche ansioso-depressive proprio nei primi momenti in cui deve occuparsi del suo bambino, potrà avere delle difficoltà nel fornire cure, nel fornire stimolazioni e questo potrebbe avere una conseguenza importante sullo sviluppo del bambino già a partire dalle prime settimane, dai primi mesi di vita. Inoltre, vedete, c'è un tema di povertà che ho segnato in due aspetti, cioè la povertà proprio economica, molte famiglie che anche non venivano considerate all'interno delle famiglie a rischio da un punto di vista della povertà sociale ed economica, rischiano di entrare prepotentemente in questa fascia di criticità. Perché? Perché sappiamo bene le attività sono ferme, in tanti casi non riapriranno e quindi questo è un tema di preoccupazione da parte degli adulti, ma nello stesso tempo c'è anche una povertà acquisita della rete familiare e sociale. Non dimentichiamo che nel lockdown o quando si è in zona rossa, ma anche in zona arancione, vengono disincentivati i contatti relazionali, gli stimoli interpersonali e quindi molto spesso le famiglie e i bambini si sono trovati privati dell'incontro con dei loro adulti di riferimento che da un punto di vista affettivo relazionale ma anche cognitivo e sociale erano molto importanti e quindi vedete che vi ho segnalato si sta iniziando a segnalare l'emergere di una carenza di stimolazioni ricevute dai bambini. Pensate che la vita dei bambini in questo anno, soprattutto dei bambini molto piccoli, è molto cambiata, non solo perché hanno avuto la didattica a distanza, non hanno potuto essere a scuola, partecipare e mantenere i loro contatti, ma anche perché all'interno delle famiglie i ritmi sono cambiati, la presenza dei nonni nelle famiglie, la presenza di altri adulti di riferimento si è molto abbassata perché questo costituisce un rischio sanitario e lo comprendiamo, ma dall'altra parte dobbiamo anche comprendere che siamo di fronte ad una generazione di bambini molto piccoli che sta affrontando le prime tappe del proprio sviluppo in una maniera anomala rispetto a quanto avrebbe fatto in condizioni diverse. E infine, poi chiudo perché credo che il mio quarto d'ora sia trascorso. Purtroppo. Lo so.
Ho un orologio interno, però ce la faccio, ma proprio chiudo con un tema per cui stanno molte agenzie anche internazionali stanno allertando i tecnici, noi, i professionisti, cioè la pandemic fatigue, cioè il fatto che siamo, ma soprattutto i genitori e anche i bambini cominciano ad essere stanchi delle restrizioni, stanchi di questa vita che è diversa da come se l'attendevano, e questa stanchezza può portare a degli aspetti di resa, cioè di arrendevolezza rispetto al fatto che non si investe più sullo sviluppo, sulla stimolazione, sul gioco, perché ci sono altre preoccupazioni da affrontare e perché la stanchezza diventa pervasiva. Quindi anche le stimolazioni che gli adulti potrebbero fornire ai bambini per favorire il loro sviluppo possono essere ridotte o modificate, o comunque possono avere delle caratteristiche che non necessariamente sono favorenti rispetto allo sviluppo. Per cui cosa aspettarsi senza essere troppo pessimisti? Io mi aspetto un'onda lunga post-pandemica di queste condizioni che si aggiunge a quelle condizioni che già la professoressa Levorato ci ha illustrato, già presenti anche prima della pandemia. Dobbiamo prepararci perché sappiamo bene che i processi psichici sono molto diversi rispetto ai processi sanitari e ai processi economici, cioè dobbiamo prepararci come professionisti ma anche come cittadini al fatto che probabilmente i prossimi anni vedranno una crescita di difficoltà, una crescita dei livelli di povertà per quanto riguarda bambini e famiglie e dei livelli di difficoltà che gli adulti hanno nel prendersi cura delle nuove generazioni. Questo perché? Perché la condizione attuale ha generato probabilmente una fatica, una stanchezza e anche delle difficoltà all'interno delle famiglie che non si saneranno così rapidamente come probabilmente altri aspetti ed altri livelli, e quindi dovremo ragionarci a lungo, ragionarci bene, e direi in questo senso, visto che già ci stiamo pensando e siamo ancora in piena fase pandemica per certi aspetti, potremmo anche pensare a strutturare dei programmi di prevenzione, cioè di arrivare prima dell'intervento, prima che si verifichino dei segnali preoccupanti, lavorando per prevenire, che è sempre la strada migliore, soprattutto quando ci occupiamo di bambini e di famiglie. Grazie. Grazie Alessandra di questo intervento prezioso. Penso che tutti i presenti ne abbiano tratto motivi di riflessione. Mi si chiede se sei disponibile a mettere a disposizione le slide. Assolutamente sì, l'avevo anche scritto agli organizzatori. Bene. Certo, assolutamente sì. Passiamo alla seconda. Dunque, vi ho detto che se avete domande, lo dico adesso alle persone intervenute, se avete domande le potete scrivere nel cliccare l'icona D&R e queste domande poi verranno passate allo staff. Adesso do la parola alla professoressa Maya Rock, che lavora all'Università di Padova, al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, che è una studiosa prevalentemente di processi di acquisizione del linguaggio, e quindi ci parlerà appunto anche di questa ipotesi di poter mettere in campo delle strategie per contrastare la povertà educativa. Prego, Maya, hai la parola. Okay. Grazie. Allora, io voglio iniziare facendo una domanda un po' provocatoria e un po' retorica. Qualcuno di voi ha mai visto un bambino che non abbia imparato a parlare? E se non ci sono problemi specifici è una cosa che pressappoco impossibile. Questo perché lo sviluppo del linguaggio è inevitabile. È un programma che segue una precisa tabella di marcia che è dettata dal nostro DNA, che ci portiamo in eredità da circa 60.000 anni. Ma, e dico ma, affinché il linguaggio si sviluppi in modo adeguato,
quindi la qualità dello sviluppo del linguaggio, ci vogliono delle specifiche condizioni del contesto sociale ed educativo in cui il bambino cresce, quella cura di cui prima ha parlato la professoressa Simonelli. E per illustrarvi quanto sia importante il contesto di crescita, vi do un piccolo esempio. In quest'ultimo anno, scusate che ho in quest'ultimo anno tutti o bene o male ci siamo dati al giardinaggio, e quindi l'esempio lo traggo da quest'ultimo anno. Se noi prendiamo 2 semi di pomodoro e li piantiamo, uno dentro un vaso bellissimo sul nostro terrazzino e uno in un bellissimo orto grande e soleggiato, ci prendiamo cura, diamo sole, acqua, siamo sicuri che entrambi cresceranno. Ma se io vi chiedessi quale delle 2 piantine crescerà meglio e darà frutti migliori, io penso che non ci siano dubbi sulla risposta. Ecco, questo è per dire che il DNA non basta e più di ogni altro fattore il contesto influisce sulla crescita e sulla qualità dello sviluppo. E in questo processo la ricerca multidisciplinare ormai è concorde nel sostenere che sono soprattutto i primi 1000 giorni di vita. Questi primi 1000 giorni di vita vanno dal giorno del concepimento a circa il secondo compleanno del bambino, che è stato dimostrato essere il periodo di massima sensibilità, per cui tutto ciò che vive e tutto ciò che sperimenta il bambino in questa fase condizionerà o perlomeno orienterà fortemente la traiettoria evolutiva di tutta la sua vita, non solo di quel periodo. Ora, che ci siano gli effetti dello svantaggio socioculturale sullo sviluppo del linguaggio lo sappiamo, è una cosa ben nota. E io adesso vi voglio raccontare il primo studio che è riuscito a quantificare, proprio dare un numero a questi effetti sullo sviluppo del linguaggio, nelle primissime fasi, in questi primi 1000 giorni. È stato questo studio che già dal titolo, The Early Catastrophe, potete presumere intuire qualche piccolo risultato. Allora, cosa hanno fatto questi studiosi? Hanno dato dei registratori a 48 famiglie, metà delle quali provenivano da un contesto socio-economico molto svantaggiato, e avevano chiesto a queste famiglie di registrare un'ora di conversazione tipica delle loro famiglie a settimana. E questo succedeva per un periodo molto prolungato, da quando i loro figli avevano 7 mesi a quando avevano 3 anni, quindi esattamente in quest'epoca estremamente sensibile. In più, un periodo significativo, molto importante per l'evoluzione del linguaggio. Ci sono tantissimi risultati di questo studio, ma io oggi ve ne voglio sottolineare 3, che sono quelli più importanti, forse per oggi. Il primo risultato è che il 90% del vocabolario del bambino corrispondeva esattamente al vocabolario dei caregiver. Ecco, è per questo che non dobbiamo dire le parolacce davanti ai bambini, è molto probabile che le ripetano. Secondo risultato, proviamo a rispondere a questa domanda. A quanto input linguistico vengono esposti i bambini? Cosa hanno fatto questi autori? Hanno cercato di sommare semplicemente il numero di parole pronunciate in un'ora, e quello che emerge è che le famiglie svantaggiate parlano poco, ovvero molto meno delle famiglie dei contesti avvantaggiati, che a loro volta parlano 3 volte di più. È stato trovato circa che 600 parole in media vengono prodotte in famiglie svantaggiate versus 2100 parole all'ora nelle famiglie avvantaggiate. Poi, se noi moltiplichiamo questa quantità di input linguistico che il bambino riceve per 4 anni di esperienza, otteniamo una disuguaglianza enorme di input che viene fornito a questi bambini provenienti dai diversi contesti socioculturali. E questo input diversificato è stato quantificato in un gap, in una disuguaglianza di 30 milioni di parole. Pensate, è tantissimo se noi lo trasformiamo in esperienza. Noi possiamo chiederci se anche la qualità di input è diversa in queste famiglie. Nelle famiglie agiate il linguaggio rivolto ai bambini è molto positivo. Viene individuata solo una frase negativa all'ora circa
ogni 6 incoraggiamenti, ogni 6 frasi positive, mentre nelle famiglie svantaggiate il trend è completamente invertito, si sente solo un incoraggiamento ogni 2 frasi a valenza negativa. Quindi qui non parliamo solo di linguaggio, ma di interazioni socio-educative estremamente diverse. E questo ci porta alla nostra prima conclusione di oggi. Il nostro primo take home message è che gli effetti dello svantaggio socioculturale sullo sviluppo del linguaggio sono estremamente precoci, e questo ha un'importante e rilevante ricaduta educativa generale, che con i bambini da subito bisogna parlare molto e bisogna parlare bene. Questi autori non si sono fermati qui. Hanno proseguito con lo studio, conducendo un follow-up che hanno denominato, rimanendo sempre nel tema catastrofico, The Late Catastrophe. Cosa hanno fatto? Hanno, in questo follow-up, quando i bambini avevano 10 anni, quindi ben 7 anni in seguito allo studio, hanno trovato che il vocabolario che era stato misurato quando questi bambini avevano solo 3 anni correlava fortemente con il loro vocabolario a 10 anni, quindi 10 anni dopo si vedevano ancora gli effetti del vocabolario prima. Ma non solo, a questo punto lo scarso vocabolario si riverberava anche sulle basse prestazioni in lettura, in matematica, in ragionamento logico, in comprensione del testo, quindi in tutte le abilità scolastiche. Quindi le esperienze precoci a partire dai 3 anni si riverberano anche sulle abilità scolastiche successive. Quindi lo svantaggio socioculturale produce questo circolo vizioso. Fa sì che nelle famiglie svantaggiate si parli poco e si parli male, e questo si traduce in un'evoluzione, in una traiettoria evolutiva delle abilità linguistiche bassa e uno sviluppo estremamente rallentato. E gli studi sociologici dimostrano che questo circolo vizioso può perpetuarsi per addirittura 5 generazioni. Ci vogliono 5 generazioni per interrompere e spezzare questo circolo vizioso. E questo ad oggi viene dimostrato anche da studi neuro, che evidenziano come questi effetti siano visibili anche a livello di struttura cerebrale, cioè rimangono scritti nel nostro cervello per sempre. I bambini provenienti da famiglie svantaggiate hanno meno connessioni sinaptiche nell'area del linguaggio a partire già a 4 anni. Ciò che è carente nelle famiglie svantaggiate sono le interazioni familiari, e l'assenza o la carenza di interazioni all'interno delle famiglie è visibile a livello di struttura cerebrale. Non è tutto. Come diceva la professoressa Levorato, ma anche la professoressa Simonelli, le disuguaglianze, anziché attenuarsi, tendono ad accentuarsi con il crescere dell'età. Vedete, all'inizio i bambini sono tutti uguali, nascono uguali, ma poi opportunità diverse producono queste piccole differenze che crescono col crescere dell'età. In letteratura questo effetto viene chiamato effetto San Matteo. Se volete andate a vedere su Wikipedia perché ha ottenuto questo nome. E questo effetto ci dice la seguente cosa: chi va meglio avrà più risorse e per questo continuerà a migliorare di più e diventa una cosa esponenziale. A me che come effetto San Matteo, a me piace visualizzarlo con la seguente metafora, come una vera e propria valanga. Piccoli effetti iniziali tendono a diventare esponenziali con l'incrementare dell'esperienza che si accumula. E questo ci porta alla nostra seconda conclusione, al nostro secondo take home message. Gli effetti dello svantaggio socioculturale tendono a incrementare esponenzialmente con il tempo, e questo ha una ricaduta educativa importante, ovvero che gli interventi devono essere precoci, devono avvenire nei primi 1000 giorni di vita. Il quadro che vi sto illustrando sembra abbastanza tragico, e quindi da questo momento in poi fino alla fine io voglio cambiare registro. Voglio parlare insieme a voi su come poter trasformare questo circolo vizioso, come spezzarlo e trasformarlo in un circolo virtuoso.
E quindi voglio analizzare insieme a voi, cercando di individuare quali sono le caratteristiche del contesto linguistico di cui il bambino ha bisogno per uno sviluppo linguistico armonioso. E quindi vi voglio illustrare velocissimamente 2 studi che definiscono la caratteristica principale che rende il contesto di crescita ideale per imparare a parlare bene. In questo primo studio, un gruppo di bambini americani molto piccoli, di 8 mesi, sono stati sottoposti a 12 sessioni di acquisizione di parole completamente nuove. Infatti erano parole in mandarino e sono stati sottoposti a 3 condizioni diverse. In una prima condizione, dal vivo, una signora madrelingua si è recata a casa dei bambini e interagiva dal vivo con i bambini. Nella seconda condizione, la stessa signora ha registrato un video, mentre nella terza condizione ha insegnato le parole attraverso un audio. Qual è la previsione dei risultati? Che la prima condizione funzioni meglio, un po' meno la seconda e poco la terza, giusto? Invece questo studio, a mio avviso, ci sorprende, perché né la seconda né la terza condizione hanno avuto alcun affetto di apprendimento di parole nuove. E questo, a parte dirci che il linguaggio non si apprende attraverso la TV, attraverso i video, strumenti digitali, ci indica una cosa estremamente importante, ovvero ci indica qual è il fattore cruciale per acquisire il linguaggio. Ed è un altro essere umano, un altro adulto, un caregiver che dialoga con il bambino. Il secondo studio che vi illustro è quello di Rob Roy, uno scienziato geniale o pazzo. Aspettate per capire perché. Lui ha trasformato la sua vita in un grande fratello. Ha messo praticamente le telecamere dentro casa sua e ha filmato la vita della propria famiglia dal giorno in cui è nato suo figlio per 3 anni. Tra le varie cose ha studiato anche la nascita delle parole. Praticamente lui è riuscito a tracciare tutte le interazioni familiari che avvengono a casa loro. Qui vedete in questo brevissimo video il movimento giallo che è quello del padre e quello arancione che è quello del bambino. Quindi lui, grazie a questa procedura, sottoponendosi a questa procedura, è riuscito a individuare i luoghi e i tempi esatti in cui il suo figlio apprendeva ciascuna parola che conosce. Lui questi spazi li ha chiamati panorami, o meglio parolami, che individuavano l'esatto spazio dove lui imparava a parlare. E sentite, la sua scoperta è fantastica, perché lui ci indica che suo figlio apprende parole nuove in condizioni estremamente specifiche. Allora, questo è il tracciato di prima del padre e del figlio. E vedete questi punti. Questi punti sono dove i movimenti del papà e del bambino si intrecciano. Lui questi li chiama gli spazi di interazione calda. E pensate, sono questi i momenti in cui c'è la massima probabilità di acquisizione di una parola nuova. Insieme questi 2 studi ci danno la nostra terza conclusione. La condizione necessaria per l'acquisizione del linguaggio è un'interazione linguistica e sociale. E la ricaduta educativa che ne deriva è che l'interazione linguistica sociale deve essere non solo frequente, ma deve essere ricca e variegata. E ora, per concludere, io voglio fare insieme a voi un altro passo in più. Abbiamo visto che i contesti di vita influiscono sullo sviluppo del bambino e influiscono sugli esiti futuri molto distanti e in diversi ambiti, e questo è evidenziabile anche a livello neurale. Abbiamo visto come la quantità e la ricchezza delle interazioni linguistiche risulta cruciale per una crescita armoniosa. Quindi l'obiettivo deve essere quello di creare una vera e propria comunità educante che incrementi la possibilità di interazione e offra la possibilità di interazioni ricche e variegate per tutti i bambini. Tutti i bambini hanno bisogno di una equa partenza, di pari opportunità. Abbiamo visto che questo intervento educante deve essere precoce.
Questo è un grafico ideato da 15 premi Nobel di economia, quindi qui non parliamo di psicologia, parliamo di economia, quindi di una convenienza di costi e benefici. Questi 15 premi Nobel in economia hanno suggerito ai governi di investire nei primi anni di vita, perché il loro studio dimostra che gli interventi sono tanto più efficaci in rapporto dei costi-benefici di quelli fatti negli anni successivi. Cioè la logica è quella che se io metto un piccolo granello di esperienza adeguata a 2 anni, questa si amplifica e produce degli effetti molto grandi, che non se io metto la stessa esperienza, se io induco la stessa esperienza a 10, 15 o 20 anni, quando ormai molti dei giochi sono fatti. Ovviamente neanche allora la situazione è irreversibile, ma man mano che passano gli anni sarà più difficile cambiare le cose, sia per l'investimento nel tempo, sia perché gli effetti degli interventi precoci si riverberano a cascata. Ricordiamoci, è una valanga, ma la valanga, se funziona in negativo, per forza di cose deve funzionare anche in positivo. Se povertà produce povertà, allora ricchezza dovrebbe produrre maggiore ricchezza educativa. E in che modo possiamo promuovere quindi le pari opportunità educative? Abbiamo visto che la prima cosa è prevenire attraverso interventi precoci. La seconda è ostacolare e contrastare la povertà educativa grazie alla progettazione di interventi mirati, non specifici, bensì focalizzati sulla ricchezza delle cure, delle interazioni linguistiche e sociali. E in terzo luogo, promuovere la ricchezza educativa attraverso la costruzione di una vera e propria comunità educante. Nessuno da solo può fare da solo, né la famiglia né la scuola, ma la comunità deve essere in sinergia su questo progetto e deve lavorare per promuovere lo sviluppo armonioso. Voglio concludere anticipando i successivi 2 interventi. Quali sono le opportunità educative che possiamo e dobbiamo proporre in una comunità educante? È stato trovato che la lettura ad alta voce è considerata come attività singola l'attività più importante per acquisire le conoscenze necessarie per il successo scolastico e il benessere. Ed è proprio di questo che sentirete parlare nelle prossime 2 relazioni, in continuità con quanto appena detto. Mi fermo e mi taccio e vi ringrazio di avermi ascoltato. Grazie molte Maia. Ecco, e ti ringrazio anche per averci fatto balenare la speranza che la situazione non siano irreversibili, perché come hai detto tu, la prima parte della tua relazione ci faceva veramente disperare. No, le situazioni non sono irreversibili. Allora, hai già anticipato il contenuto della relazione della professoressa Manuela Lavelli, che è professoressa ordinaria di psicologia dello sviluppo presso l'Università di Verona. Manuela, ti do la parola. Sì, ecco, sto attivando. E vi ringrazio per lo sforzo che state facendo per restare nei tempi. E ricordo a chi ci sta ascoltando che è possibile porre domande. Benissimo. Allora ringrazio anch'io Chiara Levorato, la Fondazione, per l'organizzazione di questa bella giornata e vi invito a concentrarci su come ho articolato il mio intervento, che ho voluto intitolare Potenziare lo sviluppo linguistico in condizioni di svantaggio sociale. Allora, nella prima parte vediamo gli effetti della povertà economica e sociale sullo sviluppo linguistico. Con quale sforzo? Con lo sforzo io mi sono proposta di legare i dati che ha presentato la professoressa Rock della ricerca internazionale con dati di ricerca che abbiamo raccolto noi sul territorio, nel territorio di Verona,
sono quasi 10 anni che lavoriamo sui temi anche delle prime relazioni e dello sviluppo del linguaggio nelle popolazioni vulnerabili. E nella seconda parte invece ci concentreremo anche qui con lo sforzo di legare i risultati della ricerca internazionale alla ricerca che stiamo tuttora conducendo sul territorio per vedere quali sono le pratiche educative, le attività linguistiche più efficaci per promuovere acquisizione di linguaggio anche in popolazioni svantaggiate. E in particolare ci concentreremo sugli elementi cruciali da considerare nell'elaborazione di ogni programma di intervento, sia quelli di sostegno ai genitori che di formazione alle educatrici e alle insegnanti. Ecco, allora partiamo dal legare i dati di ricerca sugli effetti della povertà economica. Il famoso studio di Arte Risley sul quale si è soffermata Maya Rock è stato il primo e diventato famoso proprio nell'aver evidenziato l'enorme divario di quantità di linguaggio, delle parole che sentono, che sono rivolte a loro, i bambini di famiglie povere rispetto a quelli con reddito medio-alto. Questo studio è stato poi praticamente ha lasciato una scia, ha aperto un filone fiorentissimo poi di ricerca e abbiamo risultati tuttora che si sono dedicati a come a mostrare che questo divario diventa divario nelle abilità linguistiche tra i bambini di famiglie povere e di famiglie invece più avvantaggiate. Negli ultimi anni la ricerca su che cosa si è concentrata? Proprio sul vedere quando cominciano a manifestarsi in modo chiaro queste differenze. Allora, sono stati fatti studi che mostrano, c'è convergenza, che queste differenze sono già evidenti a 18 mesi. L'ampiezza del vocabolario, sia in comprensione che in produzione, già a 18 mesi. I bambini anche nella velocità di elaborazione linguistica. Cosa vuol dire? Come fanno a riconoscere una parola quando lo sentono? E questo gap, proprio come già vi spiegava Maya Rock, diventa praticamente si incrementa con il crescere dell'età dei bambini e solo in 6 mesi diventa già un divario di 6 mesi di, diciamo, ritardo rispetto dei bambini di famiglie povere rispetto a bambini di famiglie più benestanti. Questo gap dei 6 mesi l'abbiamo trovato anche noi, esattamente così, con la popolazione che abbiamo coinvolto attraverso una ricerca che ha coinvolto 5 nidi di Verona, 109 bambini dai 12 ai 36 mesi, uno studio longitudinale in 2 corti, e questo studio diciamo, è un grosso progetto di ricerca che dura da alcuni anni e ha l'obiettivo, diciamo, principale di tracciare il ritmo di acquisizione del vocabolario in bambini di famiglie povere, pari condizioni di povertà, però italiane e immigrate, perché le famiglie immigrate hanno in più il problema dell'esposizione a 2 lingue, di cui una, che è l'italiano, la seconda lingua, non è parlata in casa da madrelingua. E noi sappiamo che il modello linguistico che viene offerto da una persona che è madrelingua è un modello che ha un'incidenza notevole sull'acquisizione del linguaggio rispetto invece a un modello più povero fornito da una persona, da persone che apprendono anche loro una lingua come seconda. Questo studio ha coinvolto 38 educatrici di questi nidi con le quali abbiamo proprio collaborato e le misure che abbiamo preso, perché purtroppo il tempo
è poco, però le misure che abbiamo preso riguardano sia di abilità linguistiche, comunicative, sia test standardizzati che campionamento di linguaggio spontaneo attraverso videoregistrazioni dell'interazione dell'educatrice con e con i pari, no? Quindi dell'interazione di questi bambini in condizioni diverse al nido. Allora, cominciamo a vedere che dai 18, allora, come leggere questi grafici? Qui abbiamo l'età dei bambini, vedete, 12-18 mesi. Questo test famoso, insomma, primo vocabolario del bambino che si usa, analizza anche la comprensione, quante parole sono comprese. Voi vedete nel grafico tratteggiato sono i dati normativi. I dati normativi sono quelli che ci parlano della media della popolazione dei bambini italiani. Allora, vediamo che perlomeno con i bambini italiani, a pari condizioni di povertà degli altri, inizialmente non ci sono grosse differenze, ma già tra i 12 e i 18 si crea un divario. I bambini delle famiglie immigrate restano sensibilmente distanziati, perché in questo caso stiamo considerando, questo è un dato molto interessante, stiamo considerando solo il vocabolario in italiano. Una cosa corretta è considerare il vocabolario totale, perché noi dobbiamo pensare che questi bambini intanto imparano anche un'altra lingua, per cui è corretto negli studi sommare sempre il vocabolario, perché ci vuole un tempo per imparare, e il tempo che impiegano a imparare alcune parole non lo impiegano di una lingua, non lo impiegano per le altre. Se noi, non vi faccio vedere questi dati perché andremo fuori tema, ma se noi li sommiamo, questa asticella si alza parecchio. Passiamo alle parole prodotte. Qua è interessantissimo vedere che, allora, voi vedete il dato medio della popolazione italiana, dei bambini italiani, va su dritto, voi vedete questa linea. Qui è interessante vedere che a 12 mesi, a un anno, sono tutti allo stesso livello, perché parole prodotte sono pochissime, quasi niente. Che cosa succede? Si forma già una forbice con i bambini delle famiglie povere già a 18 mesi. Vedete che questi sono molto vicini sia agli italiani che ai bambini delle famiglie immigrate. E poi che cosa succede? Una seconda forbice tra i bambini delle famiglie italiane e i bambini di famiglie immigrate sull'italiano, che noi abbiamo spiegato la nostra interpretazione diciamo che un'interpretazione molto positiva è sull'effetto compensativo del nido. Perché questi bambini sono inseriti presto, parlano, perché sono soprattutto quelli italiani, e vedete, poi c'è da considerare che comunque il campione è ancora relativamente piccolo e una corte si comporta in modo lievemente diverso, però si avvicinano arrivano al dato medio. Se noi vediamo questo, andiamo avanti dai 18 ai 24, dai 24 ai 30. La cosa interessante è che i 6 mesi di gap tra i 18, li vediamo benissimo anche qui. Vediamo che il campione di bambini poveri, di famiglie, sì, di bambini poveri, insomma, che vivono in condizioni di povertà italiani, produce un numero di parole che è poco più grande di quello che producono i bambini di famiglie medie più ricche, o no, scusate, non medie più ricche, di bambini medi italiani, però 6 mesi prima. E se voi vedete questi due punti, 24 mesi e 30 mesi, potete vedere che i bambini bilingui delle famiglie immigrate arrivano allo stesso livello di parole prodotte dei bambini italiani 6 mesi prima, però.
Quindi vi rendete conto che il divario e questo gap di 6 mesi trovato nella letteratura internazionale, l'abbiamo trovato anche noi, ed è un dato veramente drammatico. Allora, su questo io vi invito a riflettere su come fa la povertà a incidere sulle abilità linguistiche dei bambini, perché noi non possiamo ipotizzare un rapporto diretto per cui l'equivalenza, tutti i bambini di famiglie povere avranno problemi. Purtroppo sì, nella maggioranza sì, ma quali sono i fattori attraverso i quali lo status socio-economico della famiglia agisce poi sull'apprendimento del bambino? Parliamo dell'ambiente, dell'esperienza linguistica del bambino, cioè il bambino quale ambiente linguistico vive a casa, quotidianamente, tutti i giorni, e nei primi periodi di vita è importantissimo, perché di fatto quando sono piccoli non escono tanto, poi pensiamo a questi periodi di Covid. Allora, quali sono i fattori che pesano? Uno è la quantità di linguaggio che i bambini sentono. Allora, i genitori di famiglie povere parlano poco e parlano molto poco, molto meno dei genitori di famiglie più avvantaggiate e i loro bambini. Il vocabolario è più povero, le strutture sintattiche, no, grammaticali sono più semplici, e poi dobbiamo considerare questo, che i genitori di famiglie in condizioni di svantaggio sono più stressati e hanno meno, sono anche più stanchi, hanno meno voglia di sintonizzarsi sui bisogni del bambino, per cui sono meno contingenti. Che cosa vuol dire? Sono meno responsivi ai bisogni del bambino, a coinvolgersi in conversazioni. Tanto più che è stato trovato e dimostrato, qui c'è piena convergenza a livello di ricerche condotte in diversi stati nel mondo, che usano più frasi di comando. Vai lì, dammi quello, no, non fare quello, tante proibizioni direttive e meno domande aperte, che sono invece quelle che sollecitano, che aprono la conversazione con il bambino. Poi consideriamo l'ambiente da un punto di vista non solo delle persone, ma delle caratteristiche dei materiali che ci sono. Purtroppo nelle famiglie povere ci sono scarsi, pochissimi libri per i bambini. Libri per i bambini costano parecchio. E quindi anche meno possibilità effettiva di lettura congiunta, sia per il tempo dei genitori che per mancanza di materiali. Un altro elemento è il maggiore rumore di fondo, perché quando c'è poco spazio, con la presenza di tante persone, c'è più rumore di fondo e l'acquisizione del linguaggio, cioè i bambini riescono, i piccolissimi riescono a segmentare meno, elaborare meno il linguaggio che sentono se è confuso e se non c'è un rapporto uno a uno. In più, l'esposizione a 2 o più lingue, noi abbiamo bambini, abbiamo coinvolto bambini della Nigeria, quasi tutti hanno 3 lingue a casa, perché c'è l'italiano come seconda lingua, come prima lingua il Pidgin English, l'inglese della Nigeria parlato dalle mamme, e poi in molti hanno le nonne che parlano la lingua Yoruba o Igbo o Edo secondo l'etnia, per cui questa compresenza di lingue con italiano non parlato da madrelingua è un altro fattore che pesa sull'acquisizione di linguaggio di questi bambini. Allora, detto questo, ci concentriamo su quali sono gli elementi cruciali che la ricerca ha evidenziato come significativi, sui quali possiamo puntare per elaborare programmi di sostegno anche ai genitori.
Allora, qui sempre in questo grosso progetto di ricerca abbiamo coinvolto per un approfondimento sulle pratiche narrative a casa, su quello che succede a casa, 70 delle famiglie di cui vi parlavo, pari condizioni di povertà, italiani immigrati, e abbiamo praticamente analizzato 3 tipi di attività che hanno a che fare con l'acquisizione del linguaggio, con il linguaggio a casa, dividendole in quando è presente l'adulto, e l'adulto è essenziale per queste attività. Quindi in interazione con l'adulto la lettura congiunta dei librini di immagini, il racconto, raccontare storie, il canto, le filastrocche, poi l'esposizione invece passiva al linguaggio, il guardare la TV. E purtroppo è emerso che tante ore sono trascorse a guardare la TV da parte di questi bambini, oppure in interazione digitale con tablet. Allora, il risultato interessante è che nonostante questi bambini abbiano poca frequenza e poca durata di attività in interazione con l'adulto, come il leggere i librini insieme o il cantare, il raccontare, è solo la frequenza di attività che hanno a che fare col linguaggio in interazione con l'adulto, e in particolare solo la durata della lettura congiunta a 24 mesi, che predice l'ampiezza del vocabolario di questi bambini 6 mesi dopo, a 30 mesi. E su questo non abbiamo trovato differenza tra i gruppi. Naturalmente controllando, questa è una cosa un po' tecnica, l'effetto del gruppo e delle abilità linguistiche precedenti. Allora, adesso questa è una foto tipica di lettura congiunta, che dà questa possibilità, da questi 2 tipi di supporto che sono, che vediamo nella prossima slide, e sono essenziali per l'acquisizione del linguaggio. Allora, il primo è l'esposizione a un modello linguistico adeguato. Adeguato cosa vuol dire? Sufficientemente vario da un punto di vista del vocabolario e anche della sintassi, della grammatica. I libri in questo possono aiutare i genitori che magari hanno un po' di difficoltà, non hanno un linguaggio fluentissimo. E l'altra cosa è che la lettura congiunta, come altre attività, ma soprattutto la lettura costringe a un linguaggio che è rivolto direttamente al bambino, con le caratteristiche che vedremo nella prossima slide. L'altro tipo di supporto è la possibilità per il bambino di partecipare attivamente alla conversazione che si crea quando si commentano le immagini. Che cos'è questo? Ti ricordi? L'abbiamo visto anche noi, il cavallo. E quindi la possibilità di usare il linguaggio, perché gli ultimi studi nella letteratura sottolineano all'unanimità che l'uso del linguaggio è essenziale per l'acquisizione. E proprio i turni di conversazione, il partecipare anche in modo reciproco. Allora, cosa vuol dire linguaggio diretto al bambino? E qui da questo momento in poi ci concentriamo proprio sugli elementi cruciali che vale la pena di considerare quando si pensa a cosa facciamo per promuovere, per aiutare l'acquisizione del linguaggio in famiglie svantaggiate. Allora, perché i bambini apprendono meglio e più facilmente da quello che chiamiamo il linguaggio diretto al bambino, che invece da quello che sentono dagli adulti. Allora, innanzitutto, il linguaggio diretto al bambino è fondato su un'attenzione condivisa. Allora, il fatto di, voi immaginatevi il leggere un libro, sia il papà o la mamma che legge con il bambino che il bambino guardano la stessa figura. Se e qui mi aiuto, se la mamma dice indica con il dito la figura, dà il nome, guarda il cavallo,
Il cavallo è quello che sta guardando il bambino in quel momento. Per noi diamo per scontato, ma quando i bambini imparano a parlare c'è un grossissimo problema, che è quello di connettere la parola che sentono all'oggetto giusto. Perché se ci fosse lì un altro oggetto vicino, presente, potrebbe anche essere confuso con quello della parola pronunciata. Per cui bisogna assolutamente pensare a facilitare la connessione giusta fra la parola che si pronuncia, che si insegna a un bambino, e il fatto che il bambino si stia davvero concentrando su quell'oggetto di attenzione. Voi pensate che un contesto come la lettura congiunta è ricco di indizi prosodici, cioè c'è il tono della voce che coinvolge anche emotivamente, ci sono i gesti, l'indicare tipico, così si capisce a quale figura si fa riferimento, elementi di contesto che danno significato alla parola. È ricco il linguaggio diretto al bambino, ha delle caratteristiche. Le ricerche ci dicono che quando parliamo ai bambini, soprattutto piccoli, non parliamo come parliamo agli adulti, perché enfatizziamo, diciamo "oh ciao, ti piace", cioè diamo un tono di calore affettivo e di enfatizzazione di alcune parole che attrae, alla quale i bambini, soprattutto molto piccoli, sono particolarmente sensibili. Tendiamo a usare parole brevi, a ripetere queste parole, a essere semplici, seppure corretti, nelle strutture sintattiche, quindi a usare elementi che i bambini apprendono più facilmente. E poi l'atmosfera di essere insieme, vedere un libro, quindi il tempo del genitore dedicato al bambino è chiaro che coinvolge molto anche emotivamente, e il rapporto a uno a uno è decisamente il rapporto privilegiato per l'apprendimento del linguaggio. Una questione molto dibattuta in letteratura è quella della quantità e della qualità. Allora, ma cosa conta? Quando noi pensiamo a promuovere acquisizione del linguaggio, cosa conta davvero? Quanto ci sto o la qualità dello scambio comunicativo? E questo soprattutto lo dobbiamo pensare con i bambini in condizioni di svantaggio, perché altrimenti c'è una letteratura infinita da 50 anni. Allora, è giusto, quando parliamo di quantità e di qualità, è importante considerare che la qualità ha tantissime sfaccettature diverse. E a che cosa ci riferiamo di qualità? Allora, se ci riferiamo alla qualità dell'input linguistico, cioè del modello linguistico offerto, la qualità è la varietà lessicale. Un fattore che pesa tanto è quanto è vario il vocabolario. Questo cresce di importanza con l'età. Man mano che il bambino cresce è importante che il vocabolario sia ricco. È stato mostrato che è la diversità delle parole e non la quantità che i genitori in interazione con i bambini di 30 mesi utilizzano, che predice il vocabolario del bambino a 42 mesi, 6 mesi dopo. Però se noi pensiamo ai bambini di 18 mesi, è la quantità che predice il vocabolario a 30. Perché? Perché all'inizio c'è bisogno di avere una quantità di parole per poter avviare il processo di acquisizione e sviluppo, potenziare lo sviluppo linguistico. L'altro aspetto notevole della qualità è la reciprocità della comunicazione. È il coinvolgimento del bambino negli scambi conversazionali e l'utilizzo di strategie conversazionali che servono per coinvolgere il bambino e anche per facilitare la produzione linguistica. Questo è sempre cruciale.
Già Maya Rock vi ha mostrato come ci sia una maggiore attivazione nell'area di Broca, è praticamente la parte del cervello che ha ruolo decisivo nella comprensione e produzione di linguaggio ai bambini di 4 anni. E questo come sia connesso in realtà non alla quantità di linguaggio, ma ai turni conversazionali con un genitore, oppure, questo è lo studio che vi aveva mostrato Maya Rock, oppure anche a strategie di lettura cosiddetta dialogica, che crea un dialogo che sollecita con domande aperte, con degli indizi di coinvolgimento. I bambini, in particolare, questo studio è stato fatto con i bambini di famiglie svantaggiate, di famiglie povere. Io a questo punto non ho preparato una slide di conclusioni e non ho preparato una chiusura. Perché? Perché Elena Florit prosegue proprio da questo punto, cioè va più a fondo in quelle strategie di lettura congiunta che nelle nostre ricerche abbiamo sperimentato essere efficaci per coinvolgere i bambini, dare più consapevolezza ai genitori dell'importanza del leggere con i bambini, del parlare ai bambini, e sono strategie anche relativamente semplici da insegnare, che possono essere considerate nella programmazione di molti interventi, sia di sostegno ai genitori che poi anche di formazione per le educatrici e gli insegnanti. Vi ringrazio. Adesso diamo la parola a Elena Florit, che è una ricercatrice che lavora nello stesso dipartimento della professoressa Lavelli. Elena, consentimi di dire una parola prima di darti la voce, visto che, diciamo, di questo pacchetto di ricercatrici tu sei l'ultima, quindi ne approfitto per annunciare appunto che è bellissimo che sia emersa questo ruolo riparatore, diciamo così, che l'asilo nido ha nei confronti dei bambini e delle bambine, e la dottoressa Piva appunto ci parlerà della funzione e della disponibilità degli asili nido nel comune di Padova come un esempio. Però subito dopo la dottoressa Florit la voce andrà alla dottoressa Franceschini, che proprio in perfetta continuità ci racconterà il tipo di esperienze appunto di lettura, no, di libri, mi pare che viene fatta nella scuola dell'infanzia. Ecco, quindi dottoressa Florit, la parola a te. Eccoci qua. Voilà. Bene, buongiorno a tutti, grazie a Manuela della Parola e grazie a tutte le relatrici e all'organizzazione anche da parte mia per questa interessante giornata. Io in questa ultima relazione, in continuità con quanto è stato detto in precedenza, cercherò di focalizzarmi sulla descrizione, anche su esempi concreti relativi a quali possono essere appunto delle strategie da attuare nella conversazione durante la lettura congiunta, quindi la lettura condivisa di un libro con un bambino, una bambina. E in particolar modo queste strategie si sono rivelate, sono state utilizzate in 2 interventi in popolazioni in situazione di vulnerabilità per quanto riguarda lo sviluppo linguistico. E quindi pensiamo possano essere delle indicazioni utili anche per appunto utilizzare per i bambini che si trovano in condizioni di svantaggio. Il primo intervento è un intervento che è stato realizzato dai membri dell'SLD Lab dell'Università di Verona, di cui faccio parte, in collaborazione con responsabili e logopediste dell'ASL 3 di Bassano.
ed è un intervento attuato, rivolto al contesto familiare, nel senso che ha coinvolto delle diadi madri e bambini e bambine che presentavano un disturbo primario di linguaggio, vale a dire che presentavano una difficoltà nella produzione linguistica, pur con un'adeguata capacità di capire il linguaggio. E di queste diadi, appunto, una parte è stata coinvolta nell'intervento e una parte ha funto da gruppo di confronto, di controllo, per verificare che ci fosse effettivamente un effetto dell'intervento proposto. E che scopi aveva l'intervento? Primariamente aveva due grossi scopi. Il primo era quello di aumentare l'uso di strategie conversazionali da parte delle madri che venivano ritenute importanti, che erano finalizzate a fare cosa? Erano finalizzate ad aumentare l'interesse per l'attività del bambino, quindi l'interesse nell'attività di lettura e la sua partecipazione attiva, ok? Quindi su degli aspetti che, come ha ben detto la professoressa Lavelli, sono una condizione fondamentale, un prerequisito perché vi possa essere quindi poi acquisizione linguistica, apprendimento del linguaggio. Vi erano poi anche delle strategie che invece erano finalizzate a favorire, a far sì che l'adulto, il caregiver, fornisse un modello di linguaggio che fosse corretto e che fosse ricco, che quindi potesse favorire al meglio la produzione e lo sviluppo lessicale e sintattico del bambino. E che cosa succede? Che cosa abbiamo fatto, insomma, in questo intervento? Prima di tutto abbiamo quindi rilevato l'utilizzo di queste 8 strategie e anche indicatori circa l'interesse, la partecipazione, l'abilità linguistica del bambino e in una fase precedente all'intervento e poi dopo l'intervento per vedere appunto che se ci fosse un'efficacia. E nel mentre appunto tra le due valutazioni è stato effettuato l'intervento che ha avuto una durata di 8 settimane e ha coinvolto, ha visto quindi la realizzazione sia di incontri rivolti ai genitori in piccolo gruppo, incontri che avevano lo scopo sia tra le altre cose di fornire i materiali da usare nell'intervento, sono stati scelti in particolar modo dei libri accuratamente per stimolare al meglio questa attività e anche, cosa fondamentale, esemplificare e poi spiegare come introdurre a casa le strategie che dovevano essere implementate dai genitori. In itinere, inoltre, sono stati fatti degli incontri individuali organizzati in collaborazione con le logopediste che avevano proprio lo scopo di dare feedback specifici alle diadi, alle mamme. Queste sono quindi le strategie che sono state proposte e come vedete sono 6 strategie che incrementano il coinvolgimento e la partecipazione e 2 che sono finalizzate ad incrementare invece la produzione del linguaggio da parte dei bambini. E in questo intervento mi focalizzo su 3 strategie che si sono rivelate efficaci, che appartengono al primo gruppo. E infatti vi anticipo già appunto che dopo l'intervento si è rilevato un aumento nell'utilizzo da parte delle madri coinvolte nell'intervento di queste strategie, che è stato anche accompagnato da un aumento dell'interesse e della partecipazione del bambino. La prima strategia è quella di, nel momento in cui si commenta, si legge, si commenta il libro, di partire dagli eventi del libro e di fare riferimento a quelle che sono le esperienze vissute dal bambino, dei contenuti che gli sono familiari. Perché questa strategia è importante? È importante perché il bambino si sente protagonista prima di tutto, quindi dal punto di vista motivazionale è molto importante. Ed è importante anche perché gli dà degli argomenti su cui parlare, che lo riguardano, su cui ha conoscenza. E questo è un piccolo esempio. La seconda strategia è quella di lasciare al bambino la gestione del libro, cioè lasciare che il bambino possa quindi tenere il libro, possa girare le pagine, possa decidere su quali parti focalizzarsi, quindi su quelle che gli interessano di più. Ovviamente questo perché è importante per aumentare il coinvolgimento, sempre perché il bambino si sente partecipe, si sente quindi protagonista,
ed inoltre anche perché consente quindi di focalizzarsi sulle parti che gli sono più di interesse, e questo quindi aumenta la possibilità di poter conversare, di poter parlare con il bambino e di offrirgli quindi degli stimoli linguistici. L'ultima è quella di rendere la lettura accattivante. Cosa vuol dire? Vuol dire leggere con partecipazione emotiva, un po' come se fossimo degli attori, ok? E in questo, per esempio, è un'attività che piace molto ai bambini, è quella di dare voce di modulare la voce dei personaggi della storia. Come fa questo papà che vi mostro in questo video nel dare voce a un personaggio della storia che è un serpente? Gli occhi dolci e un musetto carino. Il topo non l'ho visto, è un tipo assai tosto. Mangia percino, grufalo arrosto. La neve cadeva, il vento... Ecco, l'effetto positivo di questa strategia ovviamente si vede nella reazione dei bambini stessi, che sono divertiti, quindi l'attività è coinvolgente e divertente per il bambino, e questo è un aspetto fondamentale. Passando adesso, scusate. Dolci e un musetto. Ok, passando invece al secondo intervento di cui vi voglio parlare, questo è un intervento che è stato svolto in collaborazione con la professoressa Maia Rocche e il dottor Di Cataldo dell'Università di Padova, ed è un intervento che è rivolto al contesto educativo. Infatti ha coinvolto bambini frequentanti le scuole dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia, che provenivano da famiglie con svantaggio socio-economico. Anche in questo caso quindi c'era un gruppo che appunto ha partecipato all'intervento e un gruppo che ha funto, diciamo, da controllo. L'intervento è stato realizzato da ricercatori e ricercatrici appunto, che collaboravano al progetto, ma è un intervento che è stato pensato e che speriamo venga presto quindi utilizzato anche proprio dagli insegnanti, perché è indirizzato a loro. L'intervento aveva come obiettivo quello di supportare, era un intervento complesso, diciamo, e io mi focalizzo su uno degli aspetti trattati, che è quello di aumentare le capacità, le abilità linguistiche dei bambini a livello lessicale, a livello di comprensione del significato delle parole, che è un aspetto che abbiamo visto è particolarmente un'area di particolare difficoltà per i bambini che provengono da situazioni di svantaggio socio-economico. E le strategie che sono state quindi utilizzate erano quello di modellate quindi dai ricercatori, era quello di aiutare quindi i bambini ad acquisire significati di parole nuove presentate nel libro, utilizzando le informazioni, partendo dalle informazioni del libro stesso. Anche in questo caso le abilità, quindi lessicali in comprensione, sono state valutate prima dell'intervento, dopo si è passato quindi a realizzare l'intervento, che ha avuto una durata di circa 8 settimane, no, scusate, di 8 settimane, e durante queste settimane sono stati realizzati degli incontri rivolti a piccoli gruppi di bambini che avevano una durata di 45 minuti, e successivamente sono state rivalutate le abilità lessicali del bambino, che in particolare riguardavano proprio l'acquisizione dei significati delle parole nuove che erano state quindi presentate durante l'intervento. Anche qui vi anticipo che la strategia è risultata essere efficace, infatti si è rilevato un incremento maggiore in questa abilità per il gruppo coinvolto nell'intervento rispetto a quello del controllo. Più in specifico, le parole nuove che sono state appunto proposte, che non erano quindi conosciute dai bambini, e che questo è stato quindi preliminarmente verificato, erano 5 ed erano presentate all'interno di un albo illustrato che parlava delle condizioni meteorologiche. Una di queste parole, per esempio, era mattacchione, e queste parole venivano quindi incontrate prima incidentalmente nella lettura, e successivamente, per quindi favorirne l'acquisizione, venivano ripresentate una prima volta nel contesto del libro,
quindi veniva proposto e ampliato il significato utilizzando le altre informazioni che forniva il libro, quindi sia a livello scritto che a livello quindi di immagini. E successivamente veniva poi presentata anche una terza volta, ma in questo caso, quindi una terza presentazione, in questo caso in un nuovo contesto, in un contesto che era familiare al bambino, di cui aveva esperienza. Questo quindi serviva a che cosa? Serviva quindi a legare le informazioni nuove circa il significato della parola alle conoscenze del bambino. Questo favoriva quindi sia una miglior comprensione dei significati, sia la possibilità di utilizzare quindi quella parola per fare riferimento a cose che già conosceva, di cui già aveva esperienza. Infine poi la parola veniva riproposta una quarta volta, quindi richiamata anche nell'incontro svolto quindi la settimana successiva. Quindi, concludendo, in questo breve quindi intervento spero di avervi dato qualche piccola indicazione di strategie che possono essere quindi efficaci, contribuendo in questo modo ad aumentare un pochettino, diciamo, la consapevolezza circa il ruolo, come è stato ben sottolineato in precedenza, importante che ha il caregiver, che ha chi sta col bambino nel favorire il suo sviluppo linguistico in condizioni di svantaggio. Questo può essere fatto attraverso delle strategie, come abbiamo visto, abbastanza semplici, in attività che sono svolte quotidianamente e in attività che possono essere divertenti sia per il bambino che per il genitore. In questo senso, quindi, queste attività costituiscono delle risorse estremamente preziose per potenziare le abilità linguistiche e prevenirne quindi le difficoltà in una popolazione in cui è stato ben visto che le conseguenze si amplificano quindi nel tempo e che possono essere quindi applicate in diversi contesti in maniera quindi sinergica. E io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Elena Florit. Dunque io comincio ad avere un certo numero di domande. Allora, le domande, alcune sono domande di chiarimento e chiedo allo staff. Dunque, le domande sono visibili a tutti le persone presenti. È così? Sì, benissimo. Ma sai che siamo già un po' presi gli appunti tutti alle domande rivolte, ecco, giusto? sì. Magari allora, mentre parla la dottoressa Franceschini e la dottoressa Piva, le relatrici potrebbero forse mettersi d'accordo su chi risponde su cosa, in modo da rendere più economico e più fluido il... Ecco, se ce n'è qualcuna che è semplicemente di chiarimento, forse questa della signora Monica Pilolli, che chiede per quantità differenziata dal parametro diversità. Lo dico io brevissimamente. Noi possiamo rivolgerci al bambino, usare la stessa espressione 1000 volte e avremo che, non so, mangia la pappa oppure non toccare, facciamo questa ipotesi qua, un adulto lo può dire 1000 volte, il bambino avrà sentito 1000 volte la parola non toccare, però sono sempre 2 volte. Ecco, diverso il caso del bambino che è esposto e quindi qui si parla di diversità dell'input, del bambino che in 1000 scambi con l'adulto una volta sente non toccare, ma un'altra volta sente guarda il cavallo, dammi un bacetto, saluta il nonno, eccetera, eccetera. È corretta la mia interpretazione, Manuela? Allora, dato che, ecco, non sapevo se cominciare a intervenire subito oppure dato che ci sono le relazioni no, ma, scusami, volevo soltanto posticipare.
Perché avrei anch'io da dire, magari delle cose da aggiungere su questa domanda. Vabbè, allora azzeriamo quello che avevo cominciato a fare, diamo la parola alla dottoressa Franceschini che, come dicevo, è educatrice logopedista e ci riporta delle esperienze che sono state fatte nella scuola dell'infanzia di Padova. Prego, dottoressa. Buongiorno, un attimo che condivido anch'io. Non ci riesco più. Va bene, intanto inizio. Allora, io sì, sono logopedista, però principalmente sono insegnante della scuola dell'infanzia del comune di Padova. E un attimo che guardo se riesco a condividere perché... Sì, ma si prenda il tempo che le serve. Allora, sì, lei deve selezionare l'immagine e poi condividere lo schermo. Certo, di solito lo faccio sempre. Però qualche volta le tecnologie ci tradiscono. Esattamente. Deve chiudere la finestra del browser. Deve chiudere la finestra del browser. Non mi si chiude, eccola, sono riuscita. Bene, vediamo se riesco a condividere. Ecco qua. Niente, non mi va il mouse, va bene, non importa, parlerò lo stesso. Allora. Vuole inviare le sue slide? Sì, le ho già inviate ancora ieri. No, perché allora potrebbe controllarle lo staff, insomma. Sì. Comunque, io iniziavo col dire che nella scuola dell'infanzia del comune di Padova c'è sempre stato un occhio di riguardo per queste famiglie e per queste situazioni. E spesso e volentieri la collaborazione era proprio fatta anche con le assistenti sociali che avevano in mano, diciamo, proprio il materiale, quindi seguivano queste famiglie. E mi riallaccio anche al pensiero che è stato sviluppato finora di povertà educativa, che sia economica, ma questa, diciamo, è una causa. Poi in effetti noi l'abbiamo sempre considerata così, che siccome noi siamo degli esseri sociali e ognuno di noi ha delle peculiarità e delle potenzialità, se queste non vengono, diciamo così, sviluppate attraverso la relazione con gli altri, nessuno di noi riesce a dare il meglio di sé, quindi a sviluppare le cose in maniera ottimale. La prima relazione che può avere appunto un bambino in una comunità esterna che può dare aiuto è la scuola e il nido, anche il nido in primis. Una scuola accogliente e con, diciamo così, e inclusiva, dove tutti sono uguali, è la base per poter riuscire a, diciamo così, a contrastare proprio la povertà educativa. Per i bambini del nido e della scuola dell'infanzia questa cosa era già stata cominciata a venire discussa nei primi anni 90 e si è proprio cominciato parlando della lettura, di far capire il significato di quanto questa lettura poteva essere aggregante e socializzante. L'idea di allestire poi in secondo step la biblioteca scolastica all'interno di ogni struttura del comune è cominciata proprio con delle proposte dai genitori che il nostro settore ha accolto e sviluppato e portato a termine. Tant'è vero che già nei primi, circa nel 1995, è già stato fatto il primo gruppo di lavoro per poter appunto studiare bene come anche creare questo ambiente, perché l'ambiente non deve essere messo lì così e basta, crearlo e cercare anche di sfruttarlo nella maniera corretta. In effetti la prima cosa è stato visto se ogni struttura aveva uno spazio adeguato, perché appunto, vediamo se riesco, perché appunto
questo spazio deve essere a misura di bambino e quindi è stato creato uno spazio, ecco questo l'avevo appena detto, sì, possiamo passare alla slide prossima, successiva, per piacere, grazie. E questo spazio è stato creato con espositori a misura di bambino, quindi dove il bambino può andare a scegliere, guardare, toccare i libri, con tavolini perché qualcuno si vuole appoggiare per sfogliare i libri e anche un angolo morbido. Questo angolo morbido è proprio stato pensato per la lettura individuale ma anche di gruppo, quindi la lettura vicariale, quindi con l'adulto che legge al bambino, si può lasciare lì, grazie, l'adulto che legge al bambino e anche la lettura animata, cioè fatta con altri oggetti che coinvolgano il bambino per fargli arrivare al piacere di leggere. Naturalmente è tutto iniziato in base a delle finalità e le finalità delle biblioteche scolastiche erano dare sistematicità intanto a queste iniziative perché servono molto a sviluppare non solo il linguaggio ma anche la comprensione e la creatività del bambino, dare avvicinare i bambini appunto al libro e far vivere queste biblioteche come il piacere di leggere, di conoscere, in un'età dove si pensa che tutti siano ancora lontani dalla lettura e invece è fondamentale. In più, come finalità proprio, una delle finalità principali era quella di coinvolgere e sensibilizzare le famiglie perché sono referenti molto importanti per la promozione emotiva della lettura del bambino e per far vedere al bambino che c'è una partecipazione della famiglia anche nella sua vita di scuola, cioè che la famiglia non è una cosa a sé e la scuola un'altra, ma che sono due cose che si intersecano e che si integrano l'una con l'altra. In effetti poi nel 98 già si avevano una biblioteca per ogni struttura e queste biblioteche sono state pensate proprio anche con una classificazione propria e questa classificazione era comune, semplice ed immediata per il bambino. Infatti c'è la slide, se riesce, eccola qua. Questa classificazione ha scelto 5 simboli che sono immagini che il bambino riconosce molto immediatamente. Allora, la mano, che è il senso percettivo, e qui ci sono libri a disposizione che mettono in rilievo la dimensione del materiale, la forma del libro, il colore. È un libro che si può toccare, guardare, annusare e il bambino piace proprio, diciamo così, sviluppare questa parte perché può prendere il libro e usarlo anche da solo, senza il bisogno dell'adulto. Nel secondo simbolo c'è un bambino che si allaccia alle scarpe, questo per indicare le azioni quotidiane dei bambini e non solo, perché si chiama racconto realistico perché parla anche delle emozioni, delle situazioni particolari che un bambino può avere nella sua vita. Molto spesso in questi libri poi che fanno da tramite sono degli animaletti che ai bambini si sa fanno molto piacere, quindi li coinvolgono anche in questo. Poi ci sono i libri invece che hanno il simbolo del cappello del mago, che sono i racconti fantastici e qui andiamo anche con le tradizioni, fiabe, favole, miti e leggende. E in questo tipo di, diciamo così, di classificazione vi sono anche molti libri che servono per l'integrazione e l'intercultura, quindi miti e leggende anche di altre culture, di altre lingue. A questo proposito dopo vi farò vedere di un'attività che abbiamo svolto con i genitori. Il quarto simbolo è il tamburo che sta a simboleggiare il ritmo, quindi le filastrocche, le poesie tradizionali e non, e anche i libri con CD audio, cioè tutte cose come le filastrocche e le poesie che hanno un ritmo, una cadenza particolare. Poi c'è il simbolo dell'albero
e l'albero sta a indicare la prima divulgazione scientifica. In questi libri troviamo argomenti come l'ambiente, la natura, la prima informazione e l'emanualistica. A tal proposito è stata fatta anche una formazione specifica per tutte le insegnanti, sia del nido che dell'infanzia, una formazione che ci ha preparato sia sulla gestione della biblioteca, quindi tipologia di libri e diciamo così anche gestione degli stessi, gestione del prestito e anche scelta del libro. E infatti ogni anno viene fatta una vetrina delle qualità. In questo contesto ci vengono presentati le ultime, diciamo, novità sull'editoria per l'infanzia e vengono presentate in modo tale che con il budget che ci viene fornito annualmente alle scuole e ai nidi si possono acquistare libri nuovi per aumentare il patrimonio librario della scuola. E la cosa importante è stata proprio l'iniziativa è partita dai bambini, perché abbiamo voluto rendere i bambini lettori per far nascere il loro il piacere di leggere sì individualmente ma anche diciamo così relazionalmente, perché questi libri servivano anche a loro per relazionarsi con i coetanei, con i pari. Quindi i libri venivano sì presentati da un adulto, ma poi potevano essere lasciati a loro stessi e loro potevano prenderli, leggerli, guardarli, voltarli, metterli in condivisione con altri bambini e addirittura potevano leggerli ai propri pari. Se cambiamo la slide, per piacere. Perché io non riesco da qua, ci ho provato, non riesco. Ecco, questa era la slide sulla formazione. Come vi dicevo, appunto abbiamo fatto una formazione sulla biblioteca, una sul libro, uno sui lavori che si possono fare in biblioteca e una sui percorsi che si possono creare con i libri, quindi percorsi di lettura, percorsi di ricerca, percorsi interculturali, come accennavo prima. I percorsi di lettura sono stati la cosa molto più permeante, diciamo, in questo nostro lavoro. Infatti si può fare un percorso con un solo libro, quindi leggerlo con i bambini e poi insieme a loro trovare vari aspetti da approfondire, magari anche andando in cerca nella stessa biblioteca di altri libri. Si possono fare percorsi invece di lettura dove si prendono o riviste o sempre per l'infanzia o libri stessi che parlano di uno stesso argomento e metterli insieme con i bambini, leggerli insieme a loro. Successivamente il libro è stato usato proprio come mezzo di integrazione. Vedete qua i bambini lettori che si scelgono i libri, ne fanno la ricerca, fanno la lettura per immagine del libro, proprio per il piacere di leggere per sé, e sulla prossima diapositiva vedrete piacere di leggere per gli altri. Qui per esempio, vi racconto un attimo questo aneddoto, c'è la bambina che vedete che ha il libro in mano, che nella prima immagine sta leggendo una storia, tra l'altro il libro che è in mano a lei è in francese e lei è una bambina albanese che parla italiano, e prende l'immagine e legge all'altra bambina che era un po' triste la favola di Biancaneve a modo suo, guardando le immagini. In quell'immagine vede Biancaneve che guarda dentro al pozzo e lei proprio dice: perché vedi in questa storia Biancaneve guarda dentro il pozzo dove poi troverà un desiderio, cioè dà una sua interpretazione personale. Mentre nell'immagine seguente c'è l'altra bambina che le passa il libro dicendo: io non sono capace di leggere, e lei gli dice: ma vedi qua, è un altro libro, questa è la Bella addormentata nel bosco, e la bambina gli risponde: ma vedi qua, c'è una regina che piange perché c'è stato un bruttissimo incantesimo. Quindi vedete anche come interagendo fra loro i bambini si spiegano, si raccontano e si spiegano un po' questo linguaggio, se lo sviluppano autonomamente. Seguiamo con la prossima diapositiva, grazie. Ecco, l'attività che volevo appunto esporvi è quella del libro come mezzo di integrazione, e qui è cominciato proprio un discorso di coinvolgimento delle famiglie, dei genitori a scuola.
che leggono ai bambini. Sono intervenuti genitori di tutti i tipi, diciamo, di tutte le culture. Questi genitori venivano e leggevano o raccontavano ai bambini delle storie, anche nella loro lingua. Infatti nella prossima diapositiva facciamo vedere anche dei libri che noi abbiamo nel patrimonio librario delle nostre biblioteche. Sono dei libri bilingue. Da una parte sono fatti a fisarmonica e da una parte è scritta nella lingua madre, qui vedete ce n'è uno in arabo, uno in inglese, uno mi pare che sia in una lingua dell'est, mi pare che sia in rumeno, e dietro c'è scritto in italiano, quindi la lettura può essere fatta in tutte e due le versioni. E i bambini si trovano anche curiosi nel sentire il suono di altre lingue. Possiamo andare avanti. L'altra attività invece che abbiamo fatto, sempre di coinvolgimento delle famiglie, è stata di portare il libro del cuore, quindi far vedere che da casa si può portare una storia anche a scuola. Naturalmente l'abbiamo chiamata il libro delle scuole. Questo è l'invito fatto ai genitori, dove si dice anche però che se è una fiaba che solo voi conoscete, vi chiediamo gentilmente di scriverla e consegnarcela, perché poi saranno coinvolti i genitori stessi a venirla a leggere ai bambini. Possiamo proseguire. E come potete vedere nelle nostre biblioteche, in tutte le biblioteche ci sono borsette e tesserine individuali per il prestito per ogni bambino, che viene fatto ogni settimana, quindi il bambino ogni settimana porta a casa un libro che poi viene restituito dopo un tot di giorni. In questo c'è un regolamento che gestisce tutta questa cosa. Possiamo passare alla prossima. Un'altra attività fatta per coinvolgere i genitori in tutte le scuole è la mostra del libro, quindi si portava a conoscenza dei libri che avevamo a scuola, ma anche e soprattutto delle, diciamo così, delle tematiche contenute nelle nostre biblioteche. Si partiva dalle fiabe tradizionali a libri sulla diversità, libri sull'intercultura, oppure addirittura si esponeva in base all'autore oppure in base alla casa editrice, alla collana, oppure addirittura in base a un tema come sviluppato nell'ultima foto, che è il tema delle emozioni, che è una cosa molto sentita. Prego, la prossima. Ecco, in questa diapositiva invece perché si sono fatti spesso e volentieri anche dei sabati, quindi scuole aperte, il sabato dedicato alla biblioteca, dove potevano venire i bambini e i genitori e scegliere dei libri per portarli a casa o per leggerli proprio lì all'interno della biblioteca, nei posti dedicati alla lettura. Possiamo passare avanti? Ecco, questo invece è l'inizio di un percorso che è stato fatto proprio per mettere a conoscenza della biblioteca a tutti i genitori. Quindi sono stati invitati a fare degli incontri per valorizzare la biblioteca scolastica. Possiamo andare avanti? In questo progetto veniva presentato ai genitori il libro come patrimonio comune e naturalmente poi si investiva del tempo in vari progetti. Il libro come risposta ed opportunità offerta ai bambini e a tutta la famiglia. Poi il libro che porta con sé una magia, una storia, un'emozione, una conoscenza, e anche si partiva dalla consapevolezza che portare a casa un libro non doveva essere solo un oneroso e noioso compito, ma un'occasione per stare insieme ai propri bambini e sfruttarla in positivo, anche questa. Possiamo andare avanti alla prossima. Il primo incontro è con i genitori e poi è stato fatto anche per agevolarli in orario scolastico, in maniera tale che finito l'incontro era l'orario di uscita e si portavano a casa i bambini. E qui veniva spiegato un po' lo stile illustrativo, lo stile di scrittura, la tipologia del racconto che erano contenuti in questi libri e aiutare un po' i genitori alla scelta e all'esigenza che avevano durante il prestito, eccetera, col bambino. Poi c'era una presentazione e somministrazione ai genitori stessi di un piccolo questionario. In questo questionario loro dovevano dare le loro impressioni sulla lettura, sul coinvolgimento della lettura, su come hanno vissuto anche loro la lettura da bambini e quindi anche l'esperienza che hanno avuto loro nel leggere, come l'hanno vissuta. E attraverso
queste risposte siamo arrivati ad avere un gruppo di genitori volontari che hanno visto la lettura proprio come un appoggio per crescere i bambini, sia dal punto di vista del linguaggio, ma anche dell'emotività della relazione, eccetera, tanto che si è creato, può andare avanti con la diapositiva, si è creato a fine anno un gruppo di genitori che venivano a presentare, proprio a fare una rappresentazione teatrale ai bambini stessi. Ecco. Grazie. E io la ringrazio, Dottoressa... vi ringrazio per l'attenzione. Ma io ringrazio lei perché questa successione di interventi, soprattutto gli ultimi, no, mostra in modo esemplare come la ricerca scientifica debba uscire dai suoi laboratori e incontrare il mondo reale, possibilmente collaborare con le persone che lavorano a contatto dei bambini quotidianamente, perché lei ha dato veramente degli spunti molto interessanti, quindi la ringrazio molto. Adesso siamo un po' in ritardo, io do subito la parola alla dottoressa Piva e ancora una volta la ringrazio di aver accettato di partecipare, perché sappiamo che sono tempi piuttosto impegnativi per gli amministratori locali. Bene, Cristina, ti do la parola. No. Intanto io volevo salutare tutti i presenti e ringraziare anche per questa occasione, che sicuramente è un'occasione di crescita e di apprendimento per tutti, penso. Sono stati espressi veramente dei concetti molto molto importanti che devono essere presi in considerazione nell'attività curricolare, nell'attività normale di scuola. Come è stato detto ampiamente in questa mattinata, l'importanza dei primi 1000 giorni di vita del bambino, e non è un caso se anche a livello nazionale dei programmi si parla sempre più del percorso di educazione e cura da 0 a 6 anni, e anche con la partenza dei coordinamenti pedagogici territoriali. Sappiamo anche, è stato detto ampiamente questa mattinata, quanto sia importante l'attività precoce per i bambini. All'interno dei nostri nidi noi diamo molta importanza per esempio all'attività psicomotoria, perché sappiamo che questo sostiene e favorisce il processo linguistico e facilita l'apprendimento, come è stato esposto anche prima dalla dottoressa Francesca Elli, che si dà molta importanza anche a questo passaggio orale, a questo racconto, alle filastrocche, alle cantilene, alle evocazioni di immagini e suono della parola proprio all'interno delle attività sia della scuola dell'infanzia che dei nidi, e quello delle biblioteche, che diciamo è un nostro piccolo orgoglio in tutte le strutture sia di nido che delle scuole dell'infanzia comunali. A volte i genitori sono spaventati anche dai ritardi linguistici, ma noi possiamo contare su una squadra di educatori e di insegnanti molto preparati, che ora specialmente sono tutti laureati e sanno perfettamente magari ricondurre possono risolvere il problema con adeguate terapie, quindi consigliarli secondo un percorso prescritto. Noi abbiamo una società così variegata, che ha delle radici diverse per educazione, per cultura, per censo e situazione sociale, e dobbiamo poter dare a tutti i nostri piccoli la possibilità di realizzarsi secondo le proprie passioni e le proprie inclinazioni, senza essere condizionati dalla povertà educativa di partenza. E questo è il pensiero che guida, diciamo, il lavoro dell'amministrazione comunale nel percorso educativo, e l'amministrazione si attiva affinché ogni bambino e ogni bambina
possa godere di un percorso educativo precoce, al di là appunto delle possibilità economiche della famiglia. A Padova esistono 18 strutture per la fascia 0-3 anni di proprietà e di conduzione del comune, che ospitano 820 bambini. Ci sono altre strutture paritarie ben consolidate e convenzionate, oltre che a una realtà di nidi in famiglia che arricchiscono il numero di posti disponibili per oltre 420-430 bambini, che completano, diciamo, l'offerta formativa. Ci sono poi 10 scuole dell'infanzia statali, 10 scuole dell'infanzia comunali e molte altre in gran numero di gestori paritari privati. Per quello che riguarda l'educazione precoce, quindi la fascia 0-3 anni, noi possiamo dire che il 30% dei bambini padovani frequenta una struttura di asilo nido, secondo quello che è stato auspicato dalla Convenzione di Lisbona. Se pensiamo che molti di questi bambini appartengono a famiglie, specialmente quelli che frequentano i nostri centri, appartengono a famiglie con storie di migrazione e di bilinguismo. Quasi 1 su 3 frequenta le nostre strutture pubbliche. E se ciò è possibile è grazie anche a una politica di tariffe agevolate messa in campo dall'amministrazione. Pensate che una tariffa di permanenza al nido va dai 50 euro per la fascia più bassa, per la fascia ISEE più bassa, a un massimo di 470 euro al mese, ed è anche sovvenzionata, diciamo, dal bonus dell'INPS, che copre una buona parte della spesa, almeno fino a 250 euro viene completamente coperta. Tutto questo, diciamo che all'amministrazione costa, ha un costo economico notevole. Le scuole dell'infanzia, per esempio, hanno una tariffa bassissima che è determinata soltanto dalla retta del pasto, e chi non si ferma a pranzo non ha una corrispondenza economica, quindi può frequentare gratuitamente anche la scuola dell'infanzia. In questo modo possiamo davvero dare a tutti la possibilità di crescere e di progredire, evitando i gap iniziali. Di sicuro questo sforzo economico non pesa a livello dell'economia, ma noi lo dobbiamo vedere come, non come un costo, ma come un investimento per poter avere, sempre nel rispetto dell'articolo 2 dei diritti dell'uomo, per evitare le discriminazioni e per avere davvero una società futura che sia molto più rispettosa delle differenze e molto più equa. Ecco, per quello io ho sentito parlare anche di comunità educante, e devo dire che si sta sviluppando anche a livelli di istituti comprensivi dei patti educativi di comunità che tendono a mettere insieme la scuola, la famiglia, il quartiere, gli adulti che circondano i bambini, per poter dare insieme degli obiettivi, delle possibilità, ognuno per la propria responsabilità, ma mettendo insieme i vari obiettivi e facendo rete comune. Credo che questo sia un obiettivo da porci anche pensando al tema della pandemia e di tutta la povertà educativa e delle nuove povertà che stanno emergendo, che stanno mostrandosi in questo periodo. Ecco, io vorrei fermarmi qua perché so che ci sono anche molte domande che aspettano la risposta. Spero di essere stata esaustiva e veramente ringrazio voi per questo ampio panorama che avete illustrato, e vi ringrazio ancora una volta. Grazie. Grazie molto, dottoressa Piva. Allora, le domande ci sono diverse, sono belle. Invito
quindi le persone che rispondono a essere quanto più concise possibili, e comincio io chiarendo un punto che è quello della una sorta di dedica che è avvenuta, e forse ne sono un po' responsabile io, a povertà educativa e povertà economica. Allora, non c'è una identificazione, nel senso che possiamo avere delle situazioni di povertà economica in famiglie che hanno un elevato livello educativo, e quindi in questo caso, diciamo, la loro capacità culturale fa aggio, cioè supera i limiti posti dal punto di vista educativo. È anche possibile il contrario, cioè di famiglie molto benestanti che abbiano una invece povertà educativa, perché hanno dei sistemi di valori che non sono quelli che abbiamo condiviso qui noi oggi. E in questo caso anche la povertà educativa sopravanza cioè non basta la ricchezza, non basta avere 1000 giocattoli, eccetera, eccetera, per rendere un bambino neanche più felice, oltre che può essere anche lui con povertà educativa. Una persona chiede: ma non è che questi bambini si sentono classificati? Allora dico subito che i bambini non sono classificati. Nella ricerca si raccolgono informazioni sullo status socio-economico della famiglia, e sulla base di questo vengono formati da parte della ricercatrice dei gruppi in cui vengono analizzate le prestazioni dei bambini. Però i bambini non sanno di essere assegnati al gruppo di quelli con status socio-economico basso o al gruppo di quelli con status socio-economico alto o benestante, salvo il fatto appunto che fin da piccolini i bambini, cioè le elementari, le differenze sociali sono già evidenti. Ecco, adesso io proporrei di riprendere l'ordine con cui abbiamo presentato le relazioni. Le relatrici si sono divise le domande a cui rispondere, per cui darei la parola ad Alessandra Simonelli. Sì, grazie. Io contavo di rispondere al tema che una persona ha posto sull'aspetto, diciamo, natura-cultura, no? Per certi aspetti, cioè, perché io ho parlato del fatto che fin dalla nascita di un bambino c'è una componente biologica, una componente genetica, c'è una componente ambientale. Tutti i lavori oggi, c'è un bellissimo libro di Plomin, che è un collega molto, come dire, acuto, che ci mostra questo. Dicono che in sostanza 50% è la componente natura, 50% è la componente cultura, cioè nel senso che ognuno di noi nasce con delle potenzialità e delle caratteristiche che derivano dal nostro aspetto genetico. Certo che l'ambiente che incontra può fare la differenza. Non perché le caratteristiche biologiche non esistano più, ma perché un ambiente favorente può aiutare a manifestarle, a esprimerle al loro massimo, o un ambiente a rischio oppure poco stimolante può contribuire invece al fatto che queste caratteristiche che portiamo dietro non possano manifestarsi, non possano esprimersi. Tra l'altro molti studi, oggi noi non ne abbiamo parlato, di quella che sempre di più viene chiamata in causa, cioè il concetto dell'epigenetica, riguardano proprio il fatto che l'incontro con l'ambiente è risolutivo rispetto al fatto che alcune caratteristiche genetiche possano o meno manifestarsi al loro massimo o in maniera differenziale a seconda del tipo di ambiente che incontrano. Quindi questo rispetto alla domanda. Volevo solo fare una piccola nota, ma poi credo che ne parleranno Maya e anche Elena, perché c'era una domanda sugli interventi parent training, se possono essere utili. Loro sicuramente diranno che sono molto utili e io concordo con loro. Faccio solo una piccola notazione.
L'unica cosa rispetto alla quale dobbiamo stare attenti, rispetto alla quale falliscono gli interventi parent training, è che se i genitori li leggono soltanto come delle istruzioni rispetto al traguardo evolutivo del bambino, poi tornano a chiederci appena quel traguardo è superato. E quindi dobbiamo dare ai genitori non solo un training, ma anche la consapevolezza che poi sono anche loro capaci nel seguire le tappe del bambino, altrimenti diciamo ogni 6 mesi o ogni anno dobbiamo fare un training per la tappa di sviluppo successivo. Questo lo dico perché io ho seguito diversi interventi di questo tipo, non tanto sulla povertà educativa quanto su bambini con disturbi evolutivi importanti, e spesso ci troviamo questi genitori che tornano e dicono ok, noi avevamo capito come arrivare fin qui, ma poi alla tappa successiva come facciamo? Quindi stiamo attenti a non creare degli interventi che ulteriormente impoveriscono le capacità dei genitori di sentirsi anche loro, come dire, competenti, ecco. Perché questo, come dire, innalza e arricchisce i limiti eventualmente educativi dei genitori, e quindi può essere invece quel sostegno di cui tutte le relazioni fondamentalmente hanno parlato, per far sì che da una condizione di povertà educativa questi genitori acquisiscano quantomeno una condizione di maggiore consapevolezza e di maggiore capacità di accompagnare lo sviluppo del figlio. Però so che le colleghe sono molto più competenti di me su questo. Ecco. Grazie. Io invece cerco di rispondere brevemente alla domanda che è stata fatta riguardo all'apprendimento attraverso DAD. Diciamo che in quest'anno di epidemia siamo stati costretti a passare a questa didattica un po' a distanza. Questa ha favorito e incrementare ancora di più le disuguaglianze che ci sono tra i bambini nella povertà educativa e i bambini che vivono negli ambienti avvantaggiati, ma non solo per il fatto dell'assenza economica e strumentale diciamo, dei dispositivi per connettersi, ma proprio per l'incapacità di usare questi strumenti per favorire l'apprendimento. Quindi il primo aspetto cruciale che io voglio sottolineare in questa risposta è che la DAD deve essere utilizzata come strumento. Okay? Nel momento in cui uno strumento è solo un mezzo, non è essa stesso l'apprendimento, vale qualunque cosa. Però mi preme ricordare che la DAD può funzionare se utilizzata in un determinato modo. Intanto utilizzata solo come mezzo, ma non devono attraverso questo mezzo mancare i requisiti principali per l'apprendimento, che sono che l'apprendimento deve avvenire all'interno della zona dello sviluppo prossimale, ovvero sempre dando una sfida al bambino, dando un punto in cui il bambino deve scoprire ciò che non sa ancora, legandolo a ciò che sa già. In secondo luogo, e questo è forse l'aspetto che è più difficile, più difficoltoso nella didattica a distanza, che è quello che l'apprendimento deve avvenire per scoperta, quindi non solo attraverso un processo top down, che quindi viene calato attraverso questo schermo nelle menti del bambino, ma deve anche avvenire attraverso un processo top down, bottom up, dove il bambino deve da solo scoprire concetti nuovi che vengono accompagnati da un adulto, da un insegnante, da un'educatrice. Inoltre dobbiamo ricordarci che il bambino deve essere parte attiva del suo apprendimento. Vi ho fatto vedere quel video brevissimo di Rob Roy. Deve avvenire in uno spazio caldo di interazione, e questo è reso estremamente più difficoltoso. Questa è forse la parte più difficile della DAD. Quindi la DAD di per sé non è che funziona o non funziona, deve essere uno strumento, però sicuramente in futuro dobbiamo predisporre dei corsi di formazione, formare ad utilizzare questo mezzo in modo più adeguato, perché se no l'apprendimento diventerà una cosa di buttarla in questo buco nero, questo quadratino. Rispondo anche brevissimamente, ma so che interverrà anche Manuela Lavelli, sulla mascherina. Ci sono studi usciti tra il 2020 e il 2021 che dimostrano che l'uso della mascherina rende particolarmente difficoltosa la lettura del labiale. Noi quando ascoltiamo il linguaggio non ascoltiamo solo con l'orecchio, ma lo facciamo anche guardando nella bocca delle persone. Quindi diventa particolarmente complesso leggere
le parole nuove, le parole che i bambini non hanno ancora conosciuto, che non sanno ancora, proprio la fonologia, quindi rischiano di capire fischi per fiaschi. Questo quindi è soprattutto evidente per bambini con basso vocabolario, quindi bambini nella povertà educativa e bambini immigrati, per i quali probabilmente il 70%, 80% delle parole che sentono a scuola sono completamente nuove. Infine rispondo solo a Roberto Turetta, sì, sia nel territorio veronese che padovano ci sono tanti studi sulla lettura dialogica, ci può contattare, possiamo fornire i materiali e distribuirli nel territorio affinché viaggino per genitori e per le scuole. Quindi contattateci, noi abbiamo voglia e il desiderio di divulgarli e farli arrivare a più famiglie e a più realtà possibili. Mi fermo qui e passo la palla a... Va bene, allora mi collego subito, risposta a Roberto Turetta. Per quanto riguarda la ricerca di cui ho parlato, l'ultima ricerca, ci sono già 2 articoli pubblicati, per cui tra l'altro anche in open access, e quindi sono disponibili. Ecco, per i dati che non abbiamo ancora pubblicato, no, naturalmente no, è comprensibile, preferiremmo di no, però abbiamo tanti articoli già pubblicati su questi temi, anche non necessariamente legati all'ultima ricerca, per cui la disponibilità di fondo c'è sicuramente. Sul tema della mascherina, proprio per il motivo che spiegava Maya Rock, sono state costruite mascherine trasparenti da utilizzare con i bambini non udenti, proprio per facilitare la lettura del labiale. Io ho scritto un progetto per il Ministero, ho risposto a un bando e Elena insomma, nel team di ricerca abbiamo collaborato, tra l'altro con Bari, con professoressa Linda Cassiba in cooperazione, ed era un progetto che prevedeva l'uso delle mascherine trasparenti ai nidi, perché per i piccolissimi è deleterio coprire metà parte. Queste mascherine costano, perché abbiamo dovuto dare il budget, pochissimo, cioè oddio pochissimo, però costano 7-8 euro, ecco, e sono rilavabili. Allora, non costa molto e noi l'avevamo consigliato proprio come uso nei nidi, perché oltre a questo tema dell'apprendimento, no? Delle parole, del labiale, c'è un altro tema fondamentale legato alla costruzione dell'attaccamento e legato, che è quella del riconoscere le emozioni anche dall'espressione facciale. Allora, cosa succede? Per i nostri bambini nella cultura occidentale, già nei primissimi mesi, è fondamentale il contatto visivo. Però per una cosa fondamentale è il sentirsi connessi affettivamente anche in un clima positivo, e il sorriso viene veicolato da questo muscolo facciale che fa alzare gli angoli della bocca quando si sorride. Poi si alzano anche gli zigomi, ma questo per i piccolissimi è meno evidente. Allora, cosa succede? Se noi copriamo la bocca, i piccoli non ce la fanno, e avere questa dimensione del sorriso è veramente importante. E può creare dei seri problemi, proprio perché c'è uno scambio nei rapporti faccia a faccia di emozioni, che permette ai bambini, oltre a sviluppare capacità di comprensione delle emozioni, di come stanno gli altri, dagli indizi delle espressioni facciali, proprio anche così crescere in un'atmosfera più serena. Questa incognita dell'altro non è particolarmente positiva nel rapporto. Sto parlando soprattutto con i piccolissimi che non hanno avuto esperienza delle facce delle educatrici o delle insegnanti prima della mascherina.
andando alla domanda la domanda la riformulo per tutti. Da Pilloli c'era se la quantità differenziata da diversità, quando parlavo di diversità lessicale, Pilloli chiede se per quantità si intende la frequenza delle ripetizioni, ma allora in questo caso è utile, sono d'accordo. Allora no, non intendevo questo, intendevo la quantità di linguaggio totale ai quale i bambini sono esposti, cioè quanto linguaggio dedichi al bambino, rivolto al bambino, quanto tempo sta in conversazione, racconto, a leggere, ma in totale, non come ripetizione, perché come ripetizione da un lato può essere indicativo di un vocabolario povero, si ripetono parole o si usano le cosiddette deittiche questo, quello, perché non si sa il termine preciso. Allora lì è un problema di vocabolario un po' ristretto. Ma la ripetizione come strategia per l'apprendimento delle nuove parole è importantissimo. I bambini amano le ripetizioni. I bambini chiedono di ripetere le stesse parole nello stesso modo, lo stesso pezzettino della storia 10, 12 volte. È molto importante, adesso ci sarebbe un altro seminario da fare, però quindi la ripetizione in sé non è negativa se è legata a un vocabolario un po' ristretto. Grazie Manuela. Elena Florit, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Sì, volevo solo dire due cose per rispondere a una domanda posta da Michele Marchi, credo, sull'utilità di pensare a un progetto di parent training per appunto arricchire quelle che sono, che in parte è già stato risposto, infatti abbiamo appunto presentato questi due interventi che possono dare qualche indicazione. Sugli aspetti organizzativi direi proponeva per esempio se distinguere i gruppi di genitori in base alla nazionalità. Io direi di no, perché è una fonte di scambio e di ricchezza, però è un aspetto sicuramente da cui partire, su cui lavorare, nel senso che per esempio già nelle ultime ricerche di cui ha parlato la professoressa Lavelli, ovviamente ci sono delle diversità culturali sul tipo di interazioni che possono essere sentite come più vicine, ok? E quindi magari per un gruppo potrebbe essere più producente l'interazione appunto basata almeno inizialmente, per esempio sul canto, per poi passare a altri tipi di interazione, quindi ne terrei sicuramente in considerazione questo aspetto. E infine per quanto riguarda i gruppi di bambini, io direi che sicuramente l'età è un fattore importante, però guarderai anche un po' alle differenze individuali di questi bambini in termini di abilità. Nel senso che sia nell'intervento che ho presentato, organizzato, coordinato dalla professoressa Lavelli, che in quello coordinato dalla professoressa Rock, si è visto appunto che è importante anche capire un po' quali sono, con la figura della logopedista nel primo caso, nel secondo caso vedendo degli effetti diversi dell'intervento, rispondere un po' anche alle esigenze, dare delle indicazioni generali, ma anche rispondere in maniera più individualizzata. Dunque alle 12:30 si conclude il collegamento e quindi a questo punto cosa dire? Vabbè, ancora una volta ringraziare tutti, davvero penso che sia stato un convegno interessante e spero che sia solo l'inizio di un percorso da fare insieme, e insieme dico, vabbè, gli studiosi, le studiose, le ricercatrici, le educatrici, l'amministrazione che fanno le scelte politiche, quindi la parte politica, le istituzioni come la fondazione che mettono a disposizione delle risorse e speriamo, dottor Cavinato, di riuscire anche a concretizzare qualcosa che abbia una storia, insomma, sulla povertà educativa,
Non abbiamo avuto la presenza delle famiglie, ma anche queste sarebbero delle voci interessanti da ascoltare. Mi sembra che per il futuro sono emersi due temi fondamentali da approfondire, che sono quello della didattica a distanza, e nella risposta che ha dato la professoressa Rock mi pare proprio che si è cominciato a capire l'importanza di studiare di più, perché questo fenomeno della didattica a distanza, perché è possibile che dovremo farvi ricorso ancora, e forse è anche auspicabile da un certo punto di vista che certe interazioni avvengano anche a distanza, ovviamente nelle età adeguate. E l'altro tema è stato quello del bilinguismo e delle famiglie immigrate, che spesso appunto assommano, dove i bambini assommano a una condizione di non prospere condizioni economiche, anche problematiche relative al linguaggio, e anche mi pare che sia, non lo so, forse qualcuno mi può correggere, poco studiato l'effetto sul piano relazionale dello sviluppo di questi bambini. Che cosa significa trovarsi in un mondo che è completamente diverso da quello da cui provieni, a cominciare dal colore della pelle, che è una cosa che è molto molto visibile. Ecco, quindi quindi non mi resta che salutare tutti. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa lo faccia ora o mai più. Non so se il dottor Cavinato vuole... Dottor Cavinato... No, c'è il problema di alcune domande che sono arrivate solo ora, solo pochi minuti fa. Sì, io ho risposto come ho potuto nella chat velocemente, per non lasciare irrisposto nulla, con risposte molto brevi, però per mancanza di tempo almeno nessuno è stato trascurato. Ah, va bene. No, c'è uno staff che è stato uno strumento molto efficiente. Sì, no, che è stato prenotato, diciamo, fino alle 12:30, quindi penso dobbiamo... Io ringrazio tutti voi comunque, professoressa, e tutti voi professoresse. Ovviamente ringrazio anche l'assessore Piva del Comune di Padova, che ci ha onorato della sua continua presenza, cosa rara per un politico, per un amministratore, però io ringrazio comunque tutti e anche le oltre 140 persone che ci hanno seguito, non meno di 115, per cui insomma diciamo che anche da questo punto di vista abbiamo così destato un po' di interesse. Ci sarà un futuro? Certamente sì. Professoressa Lavorato, lei sa che eventualmente noi potremmo anche redigere atti, potremmo concordare anche passaggi di questo genere che possiamo conciliare con tutte le esigenze. Io chiedo a tutti i relatori e alle relatrici, guardi, devo sempre ricordarmi tutte le donne, se possiamo pubblicare tutte le vostre relazioni oggi, domani, come stanno e come sono, insomma. Ecco. Quindi questo ci fa onore, ma anche fa, come posso dire, possiamo coinvolgere più altre persone, insomma, che casomai non hanno avuto modo di sentirci stamattina. Il nostro canale YouTube è abbastanza frequentato, per cui insomma è un modo anche per rafforzarlo e anche per farlo ulteriormente, ripeto così, espandere. Comunque grazie ancora, grazie a tutti, grazie anche allo staff, al nostro regista che è stato impeccabile, e grazie ovviamente sempre alla Irene, nostra segretaria. Grazie a tutti. Grazie. Salve, grazie, arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci.